Anil, grazie a voi. Siamo alla seconda puntata di questo percorso in 3 puntate. Ci ha fatto molto onore che la Regione abbia scelto questo luogo, Montebelluna Sport, come ha detto Anil, patria assolutamente dello sport. Un argomento questa sera sembra un po' diverso, ma in realtà il food ovviamente fa molto l'abbinata con quello che è il benessere, con quello che è fare lo sport e quindi diciamo l'attrezzo, l'abbigliamento, la calzatura e quant'altro. Abbiamo voluto creare questa sera un mood particolare a questa serata, lo potete vedere, ha detto bene Anil, ci sono 3 elementi fondamentali qui. Speriamo che sia di buon auspicio, abbiamo dei relatori che di spazio ne sanno non poco e quindi sarà per me e sono sicuro anche per voi un buon momento per poter accrescere anche la conoscenza e per unire i punti, perché quello che è successo l'altra volta, e ringrazio Stefano e non solo, perché hanno portato degli esempi tangibili e concreti di poter unire i vari punti per capire cosa si può prendere, proprio come succede diciamo nelle migliori cose, tanti argomenti, prendete quello che vi serve, portateli a casa con delle domande e cercate poi di trasformarle in qualcosa di concreto. Questo posto nasce per il cambiamento. E direi, Anil, insomma, se non è cambiamento questo, grazie e buon lavoro a te. Grazie. Ho acceso il microfono, ho imparato come si fa. Quindi, solo un disclaimer, sì, Patrizio ha detto portate a casa quello che volete, tranne le sedie, i tavoli e quant'altro, perché sono di design e quindi direi che li lasciamo qui. Costano. C'è un detto africano che dice, tanto per rimanere in tema di sport, che dice se vuoi andare in fretta, corri da solo. Se vuoi andare lontano, corri insieme ad altri. Beh, e questo forse è un po' l'incipit che la Regione Veneto ha voluto, ovviamente in maniera super inclusiva, ma ha voluto fare proprio. Poi chiamerò la Regione a raccontare un po' il perché di queste iniziative, ma il perché voler andare lontano e insieme. E quindi siamo a Montebelluna, ma direi siamo in Veneto, patria dello sport, e il Veneto è, non so se lo sapete, ma è l'unica regione che ha un'associazione nazionale che non è né a Milano né a Roma, ma è in Veneto ed è l'Associazione Nazionale dell'Industria dello Sport. Quindi chiamo per un saluto la direttrice Emanuela Viel e così ci racconti un pochettino perché l'importanza di questa iniziativa. Prego. Grazie. Dovrebbe essere acceso. È acceso? No. Facciamo così. Grazie. Sì, Assosport sicuramente come associazione confindustriale che rappresenta tutte le aziende dello sport non poteva che essere anche qui dove c'è il cluster delle aziende dello sport. Quindi immediatamente siamo saliti a bordo in questa iniziativa, anche perché abbiamo scoperto, e la faremo vedere anche nei prossimi incontri, che le aziende dello sport sono molto attente allo spazio e quindi c'è un collegamento, collaborazione sicuramente importante. Però ecco, al di là dei miei saluti, visto che oggi il tema è anche la nutrizione e quindi lo star bene, chiedo a Anil se posso avere 2 slide che vi voglio lanciare solamente per un pensiero attento che ci riguarda oggi. Vedo che sono solo da questa parte e non so se tutti riuscite a vederle. È chiaro che come associazione confindustriale noi abbiamo un ruolo sociale, che è quello di incrementare la pratica sportiva. In Italia siamo un po' fanalino di coda rispetto a tutti i 27 paesi, rapporto tra persone che fanno sport e popolazione. 30 secondi solo per dirvi, effettivamente gli adulti dovrebbero fare 150 minuti alla settimana di sport e i ragazzini invece 60 minuti. La cosa che mi preme comunicare è che la sedentarietà effettivamente è un problema serio per il benessere della popolazione e tra i primi 4 stili di vita per impatto sulla salute sono proprio la sedentarietà, la dieta, il fumo e il consumo di alcolici. Guardate questo dato. La sedentarietà causa la perdita di 186.000 anni di vita in buona salute in Italia l'anno. È terribile. Quindi
Effettivamente oggi io è chiaro che parlo mettendo il punto su quello che è il mio impegno, che è quello di incrementare la pratica sportiva anche con il supporto di innovazioni, di materiali, di prodotti eccellenti, anche sicuramente lo stile la dieta e la nutrizione sono dei punti di riferimento focali, ma con questi dati voglio semplicemente dire abbiamo tanto da fare. E sicuramente lo possiamo fare bene insieme, implementando così e agevolando così tutto quello che può essere una popolazione sana, efficiente e sicuramente con uno stile di vita valido. Grazie e buon lavoro. Grazie. Grazie Emanuela. Hai ripetuto il motto, mens sano in corpore sano, ma soprattutto essere insieme per andare lontano. Ho fatto anche la rima, senza neanche essermela preparata. Abbiamo parlato di sport. L'altra metà del cielo o l'altra metà della luna, se vogliamo rimanere affascinati anche dal video wall alla vostra sinistra, è lo spazio. E quindi, non so se molti di voi lo sanno, spero di sì, perché era uno anche degli obiettivi delle iniziative della Regione, quello di far conoscere un ecosistema spazio che c'è in Regione che, devo dire, non è assolutamente secondo a nessuno. Perché? Perché ci sono moltissime competenze, c'è molta voglia di fare, ma io non voglio spoilerare nulla e vorrei chiedere al cluster manager della rete innovativa regionale per l'aerospazio, AIR, Michele Petterle, di raccontarci il sistema veneto delle aziende dell'aerospazio. Prego. Buonasera a tutti, Michele Petterle, sono il coordinatore del cluster aerospaziale del Veneto, AIR, Aerospace Innovation and Research. Noi nasciamo 4 anni e mezzo fa da un progetto che fu promosso dall'Università di Padova e fu spinto e sostenuto fin dall'inizio dalla Regione Veneto. Regione che tra l'altro ringrazio perché conferma con questa iniziativa di mettere un focus molto importante nel settore aerospaziale. Nasce con l'Università di Padova e 2 aziende fondanti, Zopas Industries e Isoclima. Oggi, questo mese, abbiamo raggiunto il 100° associato, quindi abbiamo a bordo 95 aziende del territorio veneto e di cui il 60% si occupa ed è fornitore attivo della filiera spaziale non solamente italiana, non solamente europea, ma internazionale. Il primo paese dell'export al di fuori dell'Europa sono gli Stati Uniti. Perché una rete innovativa regionale aerospazio in Veneto? Ci sono 2 ragioni fondamentali. La prima è che il Veneto in realtà, forse non ne siamo consapevoli, non tutti ne siamo consapevoli, ha una tradizione nell'aerospazio. Pensate all'Università di Padova, pensate al professor Beppi Colombo, che fu uno dei luminari riconosciuto da NASA e da ESA, ma pensiamo anche al fatto che oggi in territorio stimiamo esserci almeno 200 imprese attive in questo settore. Parliamo sia di spazio che di aeronautica. Il secondo motivo è che la Regione e la filiera aveva la necessità di dare un'immagine di se stessa per interloquire ad un livello più strategico, a livello nazionale e governativo, ma anche a livello delle filiere dei prime contractors di questo mercato. E questa è la ragione per la quale questa rete è nata, con 4 obiettivi strategici importanti. Quello innanzitutto di promuovere un sistema di networking, in alcuni casi anche di lobbying, fatto da un sistema che è coordinato da aziende grandi, aziende piccole, aziende che sono microimprese o start-up. Il 98,5% delle nostre aziende hanno una dimensione inferiore ai 5 milioni di euro di fatturato e questa è un po' l'espressione del tessuto imprenditoriale regionale. Abbiamo lo scopo di aiutare le aziende che vogliono crescere in questo settore cercando i finanziamenti di cui hanno necessità per crescere di scala. Abbiamo l'obiettivo di portare sul territorio veneto delle infrastrutture che siano di supporto e di servizio a queste aziende per fare gli sviluppi di prodotti e di servizi di cui abbisognano e quindi stiamo parlando di infrastrutture di laboratorio presso le università, così come anche dei test bench e degli spazi che siano adeguatamente qualificati per fare attività, per esempio, di test di volo.
La cosa molto interessante è che siamo di fronte, e questa è l'altra ragione strategica per parlare di aerospazio, siamo di fronte a una delle rivoluzioni vere e proprie dei nostri tempi, che è la New Space Economy, un'economia che ha una dimensione proiettata di quasi 1.800 miliardi di euro al 2035 e che noi abbiamo la volontà e l'ambizione di voler intercettare con questa attività e insieme con la Regione Veneto. Non so se sapete, ma la Regione Veneto lo ha riconosciuto nelle sue linee strategiche di sviluppo, la New Space Economy, come uno degli elementi nuovi su cui andare a fondare l'innovazione del futuro. Ecco, quindi ancora una volta grazie per l'opportunità di potervi comunicare quello che è stato fatto fino ad oggi. Vi lascio un ultimo messaggio perché penso sia importante per coloro fra i presenti che possono avere qualche interesse a interagire con la rete o a crescere in questo mercato. Oggi, quest'anno, il 20-22 maggio, faremo la terza edizione di un evento internazionale dello spazio, lo Space Meeting Veneto, che è stato una delle iniziative della rete per promuovere l'internazionalizzazione delle nostre imprese. Tenete conto che l'anno scorso ci sono state 250 imprese, 5.000 B2B meetings, 150 relatori internazionali. Quest'anno vogliamo superarci e diciamo che forse con una malcelata ambizione vogliamo diventare un po' l'evento di riferimento in Italia per la New Space Economy. Quindi questo è un grandissimo effort che possiamo fare solamente con l'appoggio della Regione, con l'iniziativa delle imprese, con le competenze delle nostre università. Per cui io sarò qui presente nella fase successiva di networking, se qualcuno ha interesse ad avere ulteriori informazioni, ben volentieri. Grazie e buon proseguimento. Grazie Michele. Quindi traduco, networking, lui sarà qui anche per il Prosecco. Allora, grazie per... Quindi abbiamo visto spazio e sport, però diciamo che le organizzazioni sono fatte di persone e se ci sono delle idee interessanti, quelle bisogna poi in qualche modo portarle a compimento. Quindi lo dico questo non è per piaggeria perché sono qui, però due dei pilastri di questa attività che la Regione ha voluto avviare, saluto il direttore Masullo che so che non vuole, no, non mi dire, però lo saluto 2 volte, quindi direttore Masullo, grazie. E Luca De Pietro. Luca De Pietro è il direttore dell'unità organizzativa Strategie ICT e Agenda Digitale del Veneto e un altro dei pilastri di queste iniziative di unire spazio e non spazio e in generale supportare le attività dello spazio non solo della RIR ma anche con altre iniziative della Regione Veneto. A te la parola. Grazie Anil. Intanto ho imparato il nome della mia unità organizzativa, io devo ancora impararla, quindi... Grazie ancora. Sì, siamo una squadra, come dicevi tu, siamo una squadra ampia, vi porto i saluti dell'assessore Calzavara, che è il nostro assessore all'agenda digitale, ma anche del dottor Borgo, dell'ingegnere Barrichello che è qui con noi, di Veneto Innovazione abbiamo l'ingegnere Amettis. Queste grandi sfide si colgono assieme. E permettetemi veramente di 3 minuti per spiegarvi perché siamo qui. Il primo motivo, perché questo titolo? Dallo spazio... spazio al non spazio. Ecco, l'ha detto prima benissimo Michele Petre, siamo nella New Space Economy, abbiamo capito che è un'industria importantissima, upstream, downstream, telecomunicazioni, ma la vera sfida di questi incontri, di questi 3 incontri, il primo 19 febbraio sui materiali, il secondo oggi e il terzo il 10 aprile sulla sensoristica, è quella di trasferirvi un'altra suggestione, che lo spazio è driver di innovazione per i settori tradizionali. Quindi spazio, lo Space Meeting Veneto, Veneto Star, tutte queste iniziative che stiamo portando avanti devono essere viste come occasione per far crescere tutti i settori. Ecco questo titolo, spazio al non spazio. Cioè ragioniamo anche in settori collaterali, vicini, che attraverso le innovazioni spaziali, poi col grande contributo di ESA, l'intervento successivo, ci faranno capire molte altre cose, possiamo cogliere questa opportunità. Seconda spiegazione, perché lo sport? In parte è stato detto ieri e prima. L'anno scorso allo Space Meeting Veneto abbiamo organizzato un primo evento proprio su spazio e sport, perché la Regione Veneto era Regione Europea dello Sport. L'anno prossimo ci sono le Olimpiadi, Milano Cortina, e quindi ci sembrava giusto cogliere l'opportunità di continuare in questo settore verticale dello sport. Perché qui? Qui perché
nasce come distretto dello sport, ma mi ricollego a quello che diceva Neil prima, perché questo è un posto suggestivo. È un posto veramente che ci può ispirare, quindi ringraziamo anche Patrizio Boff che ci ospita, ma soprattutto perché noi crediamo che i luoghi come questi possono diventare spazio di contaminazione, di incrocio, di fertilizzazione, quindi crediamo veramente che uno spazio come questo sia ideale per farci venire delle buone idee. Ovviamente all'inizio ascoltiamo, ci ispiriamo, elaboriamo le suggestioni di questi ospiti illustri che abbiamo qui e poi durante il prosecco magari qualche buona idea ci viene. Quindi grazie ancora per essere qui. Grazie Luca. Ok, allora abbiamo capito più o meno il senso cioè più o meno no, abbiamo capito benissimo il senso dell'iniziativa, mettere insieme spazio e sport. Tra l'altro vi posso dire che, diciamo, lavorando un po' in Italia, all'estero, eccetera, sul settore, è la prima iniziativa di questo tipo in Italia, focalizzata su, diciamo, una nicchia così importante. Quindi è anche, diciamo, un'altra volta, come anche al nostro governatore piace dire, il Veneto è in pole position e quindi ancora una volta è arrivato primo su alcune cose. Abbiamo parlato di numeri, Michele ci ha raccontato un pochettino, però in verità anche, Michele, tu hai dei dati hands-on, no? Perché tu vedi le aziende, fino 798, avete i numeri, eccetera. Però in verità questo è oggetto anche di studio da parte di alcuni economisti, per cui cercano di capire se la space economy è un'opportunità o no. Vorremmo capire, c'è stato uno studio fatto per la regione, sulla regione Veneto, sui dati economici ed econometrici della regione Veneto, e magari se ci racconti qualche cosa vorrei invitare per raccontarci questi numeri e quindi convincerci che sì, lo spazio è sexy, è cool, è figo. E Alessandro Costa, il direttore della Fondazione Venezia, Capitale della Sostenibilità, che avete voluto quindi effettivamente vederci dentro ai numeri e da economisti capire se è un'opportunità lo spazio o no. Buonasera a tutti. Sì, abbiamo voluto vederci dentro, abbiamo realizzato questo studio, di cui poi un po' di copie sono in distribuzione. Lo abbiamo realizzato assieme a Boston Consulting, ma prima volevo dirvi veramente 3 parole, se possono, se può partire la proiezione. Dalla Laguna alla Luna è il titolo di questo nostro studio. Sulla prossima slide, per favore. Questa rappresenta Venice Sustainability Foundation, che è poi la versione inglese di Venezia, Capitale Mondiale della Sostenibilità, ed è questo insieme di soggetti che concorrono a cercarsi di immaginare un futuro sostenibile per Venezia, ma Venezia come punta dell'iceberg e Veneto quindi come Land of Venice, quindi su un perimetro che è tutto quello del territorio regionale. Prossima slide, per favore. Ci occupiamo in particolare di andare ad esplorare segnali o intervenire, aiutare la messa a terra di progetti, di idee dei nostri soci e di quelli che i nostri soci intercettano attraverso le loro reti di relazioni in tutti questi settori, che sono una combinazione di quelle che sono le sfide classiche delle città e dei territori che si misurano con problematiche di sostenibilità, dall'ambiente a non solo l'ambiente, ha anche una serie invece di opportunità che si aprono nello spazio, nello sviluppo delle tematiche di sostenibilità. E l'innovazione, per esempio, è proprio quella che ci ha fatto pensare di esplorare, la prossima per favore, di esplorare attraverso prima una conferenza di circa un anno fa, dove abbiamo messo assieme diversi operatori e portatori di interesse sull'economia dello spazio in regione, e ci ha fatto capire che c'era spazio, il gioco di parole ormai è consuetissimo, spazio per capire quali sono gli scenari, quali sono le prospettive, quali sono delle possibili misure anche di quello che è l'impatto di un'economia dello spazio che si sviluppa. Abbiamo sentito parlare di quantità al 2035 che riguardano però la dimensione globale. Che cosa vuol dire questo poi attraverso le nostre interpretazioni fatte assieme a Boston Consulting per quanto riguarda la regione Veneto? Eccole qua. Questi sono i 2 numeri fondamentalmente su cui volevo
condividere con voi. Poi ci sono anche tutta un'altra serie di segnali più di dettaglio. Il primo è che al 2040, siamo appena un po' oltre l'orizzonte, l'impatto sul PIL potrebbe essere di circa 4 miliardi e mezzo di euro. Poi, se non ricordo male, siamo più o meno all'altezza di quello che è dimensionalmente di quelli che sono i giochi olimpici, per dire questo tipo di dimensione. Ma soprattutto la cosa che ci interessa è che i posti di lavoro, diretti ed indiretti, di un'espansione di questo tipo di questo settore porterebbero ad avere un equivalente di 2.400 nuovi addetti, e come ben sapete si tratta di addetti che hanno un salario di base che ha un livello di entrata che è decisamente superiore a quella che è la media regionale. Andiamo avanti alla prossima slide. Dove sono evidenziati i potenziali? I potenziali sono evidenziati in questi settori, e questi settori, almeno 2 di questi sono settori di cui ci si occupa in questo ciclo di seminari, i materiali avanzati la volta scorsa, l'agri-food in questo caso, ma se non ho capito male da Anil, anche sui data services e sui device per quanto riguarda poi l'episodio conclusivo. Andando avanti sulla prossima slide, senza immaginarmi che voi vogliate entrare nel dettaglio di tutto quello che c'è scritto qui, ma questo rappresenta poi quello che potete vedere ben esploso nel nostro rapporto. C'è un tema di catena di valore, cioè di avanzamento della catena di valore, anche di salto tra catena e catena, e c'è un tema di necessità di un sostegno all'ampliamento, all'espansione di quelle che sono le operazioni attuali. Per la prossima slide, per favore. Questa è un po' la slide che riassume i risultati di che cosa bisognerebbe fare per. Ve la lascio soltanto su 3 settori, anche qui senza andare nel dettaglio. C'è un tema di approfondimento sui distretti e sulle imprese spaziali, uno di collaborazione con l'università e la ricerca. Per esempio abbiamo notato, e sono arrivato a chiusura, abbiamo notato che l'Università di Padova ha più studenti in queste materie dei Politecnici nazionali. Quindi in questo momento si guarda il territorio, è in grado di offrire questa offerta formativa che viene intercettata dalla domanda di formazione, e quindi siamo messi molto bene. C'era un'ultimissima slide, forse? Sì, questa. Se uno non vuole portarsi a casa il rapporto, lo può trovare o nel sito della fondazione vsf.foundation, oppure facendo un'inquadratura a questo QR code. Vi ringrazio molto. Grazie Alessandro. Oppure, terza opzione, può portarsi a casa Luca Farina, che è qua in prima fila. È sempre così, c'è chi lavora e chi... Va bene, allora, grazie Alessandro. Il formato di questi incontri, quindi Alessandro ha anticipato, ma poi lo diremo magari anche alla fine nella chiusura, è sempre un formato piuttosto snello e standard, quindi i saluti, una breve presentazione di introduzione al tema, ESA, che è partner di questa iniziativa, e non smetteremo mai di ringraziare l'Agenzia Spaziale Europea per averci dato fiducia e aver partecipato a ogni evento. Poi sentiremo dopo dalla loro voce, diciamo, le opportunità. Un panel delle presentazioni veloci per raccontare in qualche modo, mettiamola così, chi ce l'ha fatta, e poi una chiusura per vedere se ci sono degli strumenti effettivamente percorribili, utilizzabili dalle imprese per mettere insieme spazio e non spazio. In questo caso spazio e sport, e lo presenterà il technology broker dell'ESA per l'Italia, che poi appunto ci racconterà che cosa fa. Quindi vi inquadro un pochettino dove siamo, vediamo se sono capace di mandare avanti. Allora, 28 novembre 2019, dove eravate? Non ve lo ricordate? Ok, gli americani sì. Gli americani se lo ricordano perché il 28 novembre 2019 era Thanksgiving. Ora, il Thanksgiving ha 3 elementi che tutti gli americani considerano fondamentali. Primo, stare in famiglia. Secondo, vedere la partita
il football americano, quindi lo sport, l'elemento aggregante. Terzo, mangiare questo povero tacchino. Ora, il 28 novembre del 2019, la stessa Thanksgiving è stata anche fatta, diciamo, 400 km più su di dove stavano, vabbè, per gli amanti della cronaca, questa è stata una delle partite più brutte in assoluto della NFL, erano i Chicago Bears contro i Detroit Lions, è finita 24-20, piuttosto triste. La cosa invece carina è che lo stesso giorno di ringraziamento è stato festeggiato anche sulla ISS, 400 km più su, Stazione Spaziale Internazionale, c'era il nostro mitico Luca Parmitano, missione Expedition 61, e hanno fatto le stesse cose. Famiglia, lo sport l'avevano già fatto, perché prima hanno fatto tutti una sessione di treadmill, quindi di rullo, e cibo. Ora, se compariamo le due immagini, il cibo qui è leggermente diverso. Diciamo che è un cibo piuttosto atipico, strano, c'è un po' di confusione, c'è un po' di movimento. In effetti la ISS è un ambiente ancora un po' con un po' di confusione, ormai è 20 anni che è su, però lo spazio in qualche modo, e sul cibo non voglio dire molto perché c'è, grazie ancora per essere venuto con noi, c'è uno speaker che sono sicuro che poi vi innamorerete, non solo le signore perché oggettivamente bisogna dirlo, è un bel uomo, per fare la citazione del cibo è un bel manzo, ma è bravissimo. Poi vi racconterà lui che cosa fa. Quindi sul cibo non entro tanto nel dettaglio. Però se guardate, questo cibo si è evoluto un po' negli anni. Nel 68 questo era il cibo degli astronauti. Quindi diciamo tubetto, pasta, sembrava quasi di mangiare il dentifricio. C'era un ruolo alla NASA che si chiamava il Chief Food Taster. Quindi era quello che doveva provare. Ora, lui ha provato questo, e lo racconta in un libro, lui ha provato questo e dopo un giorno aveva perso l'appetito. Dopo 3 giorni non voleva più mangiare ed era a terra, quindi e lui poteva scegliere. Figuriamoci gli astronauti. Dopo circa una decina d'anni, a un certo punto il menù in qualche modo evolve e arriviamo, tra l'altro, questa non è la Stazione Spaziale Internazionale, ma è lo Skylab. Quindi è il primo, diciamo, avamposto umano nell'orbita bassa, fatto dagli Stati Uniti, ed è stato un po' l'anticipatore poi della Stazione Spaziale Internazionale. Qui, se vedete, è già diverso, no? Perché c'era addirittura un tavolino, ci si poteva sedere, eccetera. C'erano solo alcune controindicazioni. Gli astronauti passavano 90 minuti a pulire dopo aver mangiato. Briciole, cose che si spargevano, liquidi un po' incontrollati e così via. Dopo un tot di anni, diciamo 15-20, siamo arrivati a questa situazione. Quindi la Stazione Spaziale Internazionale negli anni 2000, e quindi sono magari video che avete già visto, quindi spremo, comprimo, dilato, metto dell'acqua, incollo, appiccico, faccio, mangio, e poi quello che dicono gli astronauti, però Stefano magari ce lo confermerà dopo, mangio e poi sputo, perché in alcuni casi proprio il gusto era un po' così. La cosa bella però è che per sviluppare queste evoluzioni, queste tecnologiche, a un certo punto si è dovuto guardare anche a soluzioni tecniche nuove. E quindi se questa foto iconica, che tutti forse abbiamo in qualche modo visto, rappresenta, celebra il caffè italiano, eccetera, eccetera, poi se non vuoi raccontarlo, Stefano, lo racconto io così non ti metto in difficoltà, ma il caffè faceva proprio... No? Quindi se sentite Samantha, ma com'era sto caffè in orbita? No, ma lei c'è una cosa di cui si è innamorata, bevendo questo caffè, tra l'altro caffè italiano, di una macchina italiana, fatta da una società italiana, eccetera. Si è innamorata di questo. Questo è un oggetto, si chiama la tazza capillare, ed è un brevetto, tra l'altro questo è il primo brevetto fatto nello spazio, ed è un brevetto di un astronauta, Donald Pettit, e praticamente sfrutta moto capillare, anche senza gravità, per permettere di bere in assenza di gravità. Questo ad esempio è un oggetto, quindi un esempio di trasferimento tecnologico da spazio a terra. Perché? Perché ad esempio alcune di questi prodotti, di queste forme, vengono utilizzati, sono qui, ad esempio in campo medico.
Alcune delle valvole utilizzate per fare quella famosa macchina di caffè sono valvole che permettono di supportare, ad esempio, le valvole cardiache, perché fanno in modo che il liquido scorra solo in una direzione, piuttosto che alcune di eccole qua le valvole, piuttosto che altre tecnologie che sono state in qualche modo inventate. Quindi la NASA si è accorta con questo suo lo Space Food System Laboratory, eccetera, 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 che sviluppare cibo per lo spazio poteva comunque portare a delle tecnologie che potevano essere di interesse. E quindi, dopo le prime missioni, a un certo punto, nel 2011, Michelle Obama dice: ragazzi, il cibo deve essere l'elemento fondamentale della crescita dei nostri ragazzi, dobbiamo fare uno studio, partiamo anche dalle cose spaziali, mettiamole insieme e cerchiamo di riaccendere il monitor e partiamo tutti quanti, no? Insieme uno con l'altro. E quindi Harvard a un certo punto tira fuori questo, si chiama il One Dish di Harvard, dove indica, ok, lo vedete, dove indica il fabbisogno calorico standard per le persone. E quindi, come vedete, il 50% di frutta e verdura, quello che ci dicono le nostre mamme da anni, e poi una divisione quasi equa, 25-25%, con un calcolo di circa 3.000 calorie per l'uomo al giorno e 2.000 per la donna, pensato per a terra e a un certo punto anche per lo spazio. E succede che l'Università del Colorado, insieme al Comitato Olimpico Americano, decide di applicare quella cosa che era stata fatta a terra e per lo spazio per gli sportivi. Questo lo vedete in 3 gradazioni, perché lo vedete per gli sportivi, diciamo, un po' domenicali, per quelli invece un po' più sostenuti e per quelli professionisti. Però partiamo sempre da un qualche cosa legato al mondo, se vogliamo, spazio e sport. E a un certo punto facciamo questo piccolo giro del mondo. Le indicazioni che la NASA aveva fatto per il cibo sulla Stazione Spaziale Internazionale a un certo punto vengono riprese anche dalla CSA, dal Canadian Space Agency, tranne magari un paio di cose, perché ad esempio il pesce, quindi immagino che tutti vi ricordate quell'immagine lì, quindi vi interrogo, il pesce che lì si dice no perché puzza, lo sappiamo tutti, non è che ci voleva uno studio della NASA, ma in verità è perché nella stazione spaziale non è che posso aprire la finestra e far circolare l'aria e quindi mi rimane, piuttosto che le briciole. Ora le briciole sono un problema sulla ISS, perché se mi becco una briciolata il termine spero sia proprio, ma se mi becco una briciolata e questa briciola magari finisce in un circuito, mi crea un cortocircuito, boom. Cos'è che succede? Che a un certo punto NASA e CSA propongono queste linee guida e queste linee guida vengono adottate da una fondazione che supporta il benessere alimentare degli atleti, degli sportivi. Quindi c'è un po' di connessione. Finiamo questo giro del mondo con il Giappone. L'Agenzia Spaziale Giapponese, JAXA, sviluppa di nuovo un protocollo per quanto riguarda la parte alimentare che viene ripreso, questo protocollo è sviluppato insieme a una conglomerata giapponese che si chiama Mitsui, che riprende questo e utilizza proprio il fatto di avere sviluppato del cibo o dei protocolli per la Terra, per lo spazio e metterli insieme, li cita addirittura nel suo video promozionale. Chissà se il video riusciamo a farlo partire, se no va bene lo stesso, tanto il giapponese, non so se c'è qualcuno in sala che conosce il giapponese o è madrelingua giapponese, eccolo qua, c'è solo un pezzettino. Che però vedo solo io. Il giro computer. 宇宙での活動では宇宙空間特有の体の変化があり、栄養管理は非常に大切になってきます。エイムサービスでは日本人宇宙飛行士が ISS に飛行する前の準備期間と ISS 滞在中の栄養管理の支援をしています。とも過酷な環境においても私たちの食と栄養に関する知識は十分に生かされています。三井物産のウェルネスエコシステムイニシアティブはエイムサービスに新たな市場における多様な顧客との新たな機会を与えてくれています。
Through our wellness ecosystem, we want to address wellness holistically to help people eat well and stay healthy. Quindi il fatto di unire lo spazio col non spazio, lo spazio a terra e il cibo è diventato anche un elemento commerciale, un elemento di marketing. Andiamo verso la chiusura perché abbiamo fatto un po' questo giro. Il ragazzo che avete visto nel video, quello giovane, assomigliano tutti i giapponesi, comunque il ragazzo giovane, quello è il campione nazionale di skating figura, quindi quello che fa le piroette, eccetera. Ed è stato un esperimento che Mitsui ha fatto, perché lui ha sponsorizzato questo ragazzo, dicendogli tu per le competizioni, per le tue gare, usa o mangia il cibo che noi abbiamo in qualche modo prodotto e fatto dagli studi nello spazio. E ha vinto qualche medaglia, è andata direi abbastanza bene, però forse qualcuno di voi avrà sentito che a questo punto aziende private cominciano a volare. A gennaio, il 17 gennaio 2024 è partito il nostro astronauta Walter Villadei con la missione di Axiom Space, la prima missione interamente privata, lanciatore privato, astronauti privati e arrivo sulla ISS in maniera privata e torno giù in maniera privata, quindi tutta gente che pagava, tutti privati, portando però 3 kg di pasta Barilla, quindi questo l'ho preso dal sito Barilla, quindi posso dire Barilla, 3 kg di pasta già cotti, già fatti, e per vedere come deterioravano in orbita. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, già cotti, già fatti, ma battuti con una macchina fatta in Veneto. Quindi comincia a diventare abbastanza, questo fatto di mettere insieme spazio e terra sul cibo, comincia a diventare anche un'opportunità di business. Questo non posso dirvi di chi è, però è un concorrente del caffè che è andato nello spazio e ha sviluppato una capsula che praticamente ha tutto dentro. Questa è una micro macchina del caffè, perché c'è un tubicino, basta metterci dell'acqua calda a una certa pressione che esce dall'altra parte e esce fuori il caffè. Quindi questa è una macchina del caffè. Questa cosa non ha ancora volato nello spazio, c'è però un piccolo problema. Dopo che ho fatto il caffè, cosa faccio? Cioè, la riciclo? E dove la butto? E passa la differenziata e contarina. Arriva sulla ISS? No, quindi c'è questo problema. Però intanto una tecnologia di derivazione spaziale è stata utilizzata per fare questo. Quindi, da quel fantomatico Thanksgiving, a un certo punto NASA decide che l'opportunità di mettere insieme il cibo, spazio e anche sport può essere un'opportunità da cavalcare. E quindi cosa fa? Pubblica per la prima volta, a ottobre 2021, la Deep Space Food Challenge, in collaborazione tra NASA e CSA, la Canadian Space Agency. E in 2 fasi, la prima fase studi di fattibilità, la seconda fase lo sviluppo. Nella prima fase vince questo è Michael Ricchiuti, dal cognome si capisce che è assolutamente non americano. Michael Ricchiuti ha una delle pasticcerie più in voga a New York. Lui si mette insieme ad una startup e sviluppa un truffle, come si chiama? Sì, ecco, è tipo come si chiama il prodotto della Ferrero, facciamo i nomi, tanto, come Ferrero Rocher, preparatissimi su Ferrero Rocher. È come Ferrero Rocher, sviluppa questo e vince la Deep Space Food Challenge, la fase 1. Ora, a un certo punto in questa Deep Space Food Challenge ci si accorge, quindi la startup aveva un mentor bravissimo, ma devo dire uno dei più bravi che io abbia mai conosciuto, perché si decide di far partire quello che si chiama, e c'è ancora, il Space Food Movement, il movimento che mette insieme spazio e cibo. Tra l'altro questo mentor bravissimo ha presentato questa iniziativa allo IAC, International Astronautical Congress di Dubai, e a un certo punto, ora io non so quanti in sala conoscono, voi sapete, se io vi dico Martha Stewart, tralasciando magari Stefano che la conosce, Martha Stewart non mi dice niente. Martha Stewart è la più grande food blogger americana, che ovviamente il mentor non conosceva, e quindi quando si è fatto fare la foto dice ma chi è sta? E poi lei ha assaggiato Astreas e ne ha voluto
4 scatole da portare. Questa è l'ultima scatola di Access rimasta. Non posso farvi vedere il contenuto perché se l'è mangiato Martha Stewart, però una cosa reale. Ma cos'è che succede? Succede che nello spazio non c'è un gran mercato per il cibo in questo momento e quindi Astrias si sposta e va verso il miglioramento delle performance degli atleti a terra. Ancora una volta la connessione. Chiudo con questo. Sapete chi è questo signore qua? Forse no, sapete di più magari lo stemmino che c'è a destra. Lui è Andrea Pintus, preparatore atletico del Real Madrid, che da gennaio di quest'anno lavora con gli atleti dello spazio perché è stato ingaggiato dalla NASA per mettere insieme attività fisica e cibo e alimentazione. Quindi lo spazio è molto più vicino a noi di quello che pensiamo e in verità non ce l'ha ricordato, ma anche lui, avete visto il film? Vi ricordate a un certo punto cosa chiedeva? Che domanda faceva? Esatto! Quello che lui non ha detto però è che l'HCCP è un trasferimento tecnologico dallo spazio. Le prime missioni Apollo, quel famoso dopo il tubettino, venivano fatte seguendo questo standard, queste indicazioni, nate per lo spazio. Quindi la prossima volta che festeggerete il Thanksgiving pensando a famiglia, sport e cibo, ricordatevi che c'è molta connessione tra lo sport, il cibo e lo spazio, magari riuscendo a salvare anche un tacchino in più. Quindi io avrei finito perché quello che volevo in qualche modo convincervi era che lo spazio è più vicino di quello che pensiamo e ci sono molte opportunità di connessione, spazio e non spazio. Quindi cominciamo a sentire i nostri relatori, a convincerci anche di questo. Io inviterei subito a parlare, così recuperiamo un po' di tempo, Aude de Klerk, Agenzia Spaziale Europea, Head of Innovation. Ci conosciamo, allora non posso dire da tanto tempo perché poi sembra che ma come mi dai? Vecchia. Ecco, sono vecchia. Quindi diciamo ci conosciamo da un certo tempo, no? Quindi quando io ero in Asi e poi dopo. Aude però fa un lavoro bellissimo. Lei, poi lei dirà no, però è un lavoro bellissimo. Lei praticamente va a vedere ovviamente le cose che l'Agenzia Spaziale Europea ha a sua disposizione, i brevetti e quant'altro, per cercare di capire come questi brevetti possano essere trasferiti magari per applicazioni diverse e come questi possano creare valore. Quindi il valore delle invenzioni che lo spazio può generare e delle innovazioni che dallo spazio possono arrivare. A te la parola, Aude, grazie. Grazie mille, buonasera a tutti. Prima di cominciare, Anil, mi chiedi di fare una presentazione inspirare dopo la tua? E poi senza neanche avermi dato il prosecco. Quale dopo, il prosecco è dopo. Non so se devo ringraziare per l'organizzazione, no, comunque bellissimo e proprio abbiamo bisogno di questi tipi di eventi per fare trasferimento tecnologico perché abbiamo bisogno di incontrarci, quindi il B2B è molto importante, soprattutto tra settori che non si conoscono perché è così che viene out of the box thinking, quindi grazie mille per l'organizzazione. Allora, io avevo cambiato il nome della presentazione, dicevo We Need More Space, però non so come funziona sta cosa. Scusa, Questo in basso. Ok, in basso. Poi ci sono un sacco. Ok. Ecco. Allora, ho il compito di portarvi nello spazio, poi di nuovo sulla Terra, di nuovo nel spazio, quindi faremo un sacco di chilometri, così aiuterà anche con il prosecco e il cibo dopo e avremo fatto i chilometri che dobbiamo fare al giorno. Quindi per portarvi nello spazio comincio a mostrarvi questa immagine un po' futuristica che rappresenta una base lunare. Ci sono delle cupole che sono gonfiate, poi coperti di regoliti
lunari e che sono stampati dai robot. E tutto ciò per proteggere gli abitanti che poi andranno a vivere in questa base lunare. Allora sembra futuristico, però le agenzie spaziali, l'ESA come altre, hanno questi piani veramente di portare gente di nuovo sulla Luna, anche su Marte, e quindi stiamo lavorando su delle tecnologie per poter rendere questo fattibile. Allora ci potremmo chiedere perché dovremmo andare sulla Luna quando c'è così tanto da fare comunque già sulla Terra. E allora sì, il messaggio che vorrei far passare è che l'esplorazione spaziale non riguarda soltanto il fatto di andare oltre scoprire nuove frontiere, però anche è un investimento per capire la Terra, per migliorare la nostra vita, stimolando innovazioni tecnologiche, e è per questo che dobbiamo incontrarci, perché delle soluzioni che sono sviluppate per lo spazio possono anche portare delle soluzioni per noi sulla Terra, per risolvere dei problemi che abbiamo qui, e perché abbiamo bisogno anche di tecnologie che sono già sviluppate per altri settori che possono aiutarci. Solo per presentarmi, questa è una foto che risale chiaramente tanto tempo fa, l'ha detto Anil che sono vecchia, e quando io e i miei amici eravamo in Kenya a lavorare su un progetto per dimostrare l'uso delle tecnologie dei satelliti, delle tecnologie di comunicazioni e di telerilevamento per il monitoraggio delle epidemie. E come diceva Anil, da allora in poi, sono un po' invecchiata, sono un po' meno idealista, però ho continuato a dedicarmi a aiutare le aziende a trasformare le loro tecnologie spaziali in soluzioni con applicazione qui sulla Terra, e oggi voglio condividere un po' con voi alcune di queste storie per mostrarvi che questa frontiera non è così lontana. Allora, forse avete già un po' sentito dell'ESA prima, quindi faccio veloce nell'episodio passato, però qui siamo un'organizzazione intergovernamentale tra cui fa parte ovviamente l'Italia, e una delle cose che volevo dire è che siamo una delle poche agenzie spaziali che copre tutte le attività spaziali, quindi dalla scienza spaziale, volo umano, l'esplorazione, osservazione della Terra, navigazione, eccetera. E questo rende l'ESA unica perché c'è un sacco di competenze, come dicevi, di brevetti, di progetti nelle aziende che possono essere sfruttati. Allora, devo portarvi nello spazio, quindi ovviamente si prende un razzo. E come sapete i razzi devono affrontare delle condizioni ambienti che sono tremende durante il lancio. Parliamo soltanto delle temperature estreme, delle vibrazioni intense, eccetera. E quindi la navetta spaziale, tutti i componenti dentro devono essere progettati per poter resistere a queste condizioni. Però il lancio è una cosa, ma il viaggio non diventa mica facile e il ritorno è altrettanto difficile. E quindi gli ingegneri spaziali spingono i limiti di ciò che è possibile per assicurarsi che possono sopportare questo ambiente. E questo è una capsula di rientro. Dentro ci potrebbe essere un equipaggio, ovviamente non vogliamo che l'equipaggio tornasse tutto bruciato come delle salsicce, e quindi ci sono stati un sacco di progressi sui materiali, sui sistemi di protezione termica per queste navette spaziali. E queste tecnologie sono state fruttate in altri settori come
Allora, è quello più vicino allo sport che ho trovato, come l'industria automobilistica. Sicuramente conoscete Brembo, che in questo caso ha utilizzato le ceramiche avanzate che erano state utilizzate per questo tipo di capsula. E quindi questo è un primo ritorno sulla Terra. Adesso vi riporto nello spazio, perché una volta nello spazio si può andare nella stazione spaziale che Anil ha già introdotto, che quindi è il nostro, con il modulo Columbus, qua è la nostra piattaforma unica per fare della ricerca nello spazio in condizioni di microgravità. E abbiamo qui, sono francese, quindi ovviamente ho preso l'astronauta francese Thomas Pesquet, che sta utilizzando questo compartimento, si chiama un glove box compartment, che è sterilizzato con una tecnologia di plasma freddo, col plasma. E niente, interessante perché tutti gli sviluppi che sono stati fatti per portare questa tecnologia a bordo della stazione, come per esempio la miniaturizzazione dei componenti, il controllo della qualità, il design, la diagnostica del plasma, eccetera, sono stati fondamentali per poter avere dei sviluppi in altri settori. E Terra Plasma è un leader globale in questo campo, è uno spin-off del Max Planck Institute che è stato fondato nel 2011 e hanno commercializzato tutti i risultati della loro ricerca. E in 10 anni hanno fatto uscire 5 prodotti, credo, che utilizzano questa tecnologia per esempio per cura della pelle, per trattamento di ferite, per difficile questa parola, disinfettazione, sterilizzazione, anche per gestire gli odori o allergeni. È un trasferimento fatto dai nostri broker tedeschi. Vi riporto adesso nello spazio per dei viaggi più lunghi, perché l'ISS è vicino, quindi quando andiamo sull'ISS portiamo il cibo, possiamo anche riportare i rifiuti e quindi le condizioni sono difficili, però c'è ancora una via di uscita. Invece se vogliamo andare nelle destinazioni ancora più lontane, come per esempio andare su Marte, dobbiamo pianificare nelle missioni dei modi per poter mantenere in vita gli astronauti. Perché questo si vede un caso di una missione per 6 persone per 1000 giorni e quello che si vede è che è completamente infattibile di portare del cibo, di portare dell'acqua, di portare tutto ciò che è necessario per mantenere queste persone vive per tutto questo tempo. E allora abbiamo una sfida che è enorme. Dobbiamo riprodurre per forza la circolarità. E questo si mette nel sistema, non si può fare nient'altro. Dobbiamo produrre acqua, ossigeno e cibo sulla base dei rifiuti. Ma anche noi viviamo in una capsula che con delle risorse limitate. Quindi lì c'è veramente c'è un bisogno anche di poter trovare di innovare in questi due domini insieme. Sulla Terra abbiamo bisogno anche noi di pensare che le risorse sono limitate. E quindi i nostri astronauti come questo dovranno produrre il loro cibo, far crescere le insalate con fertilizzante che hanno prodotto con le acque gialle, le acque nere, eccetera. E abbiamo questa startup, che è uno spin-off anche lì di un centro di ricerca svizzero che si chiama Levag. E Vuna ha una tecnologia che permette di trasformare l'acqua gialle in fertilizzante in acqua purificata. E noi abbiamo già installato questa tecnologia nei bagni a Parigi, nella sede dell'ESA. Stiamo anche guardando per metterli nelle altre sedi e loro stanno crescendo abbastanza. E chiuderò sul tema del spazio e dello sport con
questo trasferimento tecnologico che non è stato supportato dall'ESA, ma è interessante perché non so se tra di voi ci sono appassionati di palestra, sicuramente avete visto già questi power plates, che praticamente sembra una bilancia di dottore, però che è una piattaforma vibrante e che usa il concetto della terapia con uso di vibrazioni, non so, vibrational therapy, e che è un concetto che è stato sviluppato dai sovietici negli anni 60 per aiutare gli astronauti a mantenere la densità ossea sì, e la massa muscolare. E quindi adesso col power plate l'idea è di avere un training molto più intenso e quindi per avere un corpo come Madonna si deve fare il power plate. Allora, tutti questi esempi era per mostrarvi che lo spazio è più vicino a noi di quello che si può immaginare e che c'è un costante scambio tra lo spazio e gli altri settori. E quindi abbiamo bisogno di voi e forse avete bisogno di noi anche. Io lavoro per un programma che si chiama Scale Up e che è un po' diverso da quello che fanno gli altri programmi in agenzia, perché noi non facciamo R&D. Il nostro compito è di aiutare alla crescita dell'ecosistema, ad aiutare inizialmente le aziende spaziali ad uscire dalla nicchia dello spazio. E adesso vogliamo anche portare delle aziende che non sono spaziali nell'ecosistema spaziale. E aiutiamo abbiamo dei fondi, diamo accesso a del technical support, diamo accesso ovviamente al portafoglio dei brevetti dell'ESA e aiutiamo alla creazione di start-up con il programma di ESABIC. Aiutiamo a portare la ricerca più vicino a delle applicazioni commerciali. E poi abbiamo una rete di broker, tra cui c'è Stan che sarà lì più tardi che parlerà con voi, che fanno ponte tra questi diversi settori e che quindi hanno anche accesso a dei soldi per fare dei prototipi e andare avanti nel trasferimento tecnologico. E possiamo anche aiutare le società a fare a portare il primo customer con questo programma Invest. Allora, chiudo qua e spero che con il Prosecco potrò continuare a ispirarvi. Grazie Od. Grazie mille. Intanto abbiamo alzato le aspettative sul Prosecco perché hanno citato tutti, quindi speriamo che sia all'altezza, ma sono sicuro che lo sarà. Abbiamo una domanda per Od. I bravi dicono la burning question, che proprio non riuscite ad aspettare dopo. Dopo col Prosecco, ridaglie. Va bene, facciamo dopo col Prosecco allora. Grazie ancora. Allora, prima dicevamo di dare l'esperienza di qualcuno che in qualche modo hands on, quindi o lavora con le imprese, con la rete, o ha visto delle cose in effetti che sono accadute. Beh, il prossimo relatore le cose non è che le ha solo viste che sono accadute, ma le ha fatte accadere, e devo dire che quando parliamo di mens sana in corpore sano, lui il corpore sano l'hai mantenuto per quanti astronauti nostri? 5, gli ultimi 5, giusto? In ordine, più o meno. Quindi io ormai non posso, è come l'ospite straniero, quello che c'è a Sanremo, no? Quindi tutti sanno, poi tutti aspettano, tutti hanno il programma, sanno che ci sarà, però c'è sempre questa suspense. Quindi, visto che il programma ce l'abbiamo tutti, il suspense possiamo anche toglierla. Stefano Polato, chef. Ciao Stefano. È che non so se chef, nutrizionista, cuoco.
Quindi cuoco va benissimo, cuoco degli astronauti. T'hanno chiamato in un sacco di modi, Sì. però raccontaci, visto che tu le cose le hai vissute, ma le hai fatte accadere. Prego. Grazie e grazie dell'invito. Una situazione che effettivamente all'inizio ho detto che ci vado a fare io lì, poi invece visto che c'è una referente diretta, ci tengo anch'io a ringraziare enormemente l'Agenzia Spaziale Europea per tutte le possibilità che ad oggi mi sono state date e speriamo che insomma ne vengano fuori altre. Ho una breve presentazione qui. Sono 5-6 anni che io mantengo questo titolo, quindi non è che me lo sono inventato per oggi, dallo spazio alla Terra, perché effettivamente tutto quello che si ricerca e che si fa per lo spazio, soprattutto per la Stazione Spaziale Internazionale, deve avere una ricaduta terrestre e sia con l'Agenzia Aerospaziale che mi supportava prima che con quella attuale, quindi Argotec e Eat Freedom, c'è sempre stato questo obiettivo. Obiettivi che sono cambiati dal 2012 ad oggi, perché inizialmente quello a cui lavoro io si chiama bonus food, che va da un 10 a un 20% rispetto a quello che l'astronauta mangia a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Era inizialmente, chiamiamolo un contentino, chiamiamolo un comfort food, qualcosa che poteva dare un appagamento all'astronauta, e diciamo uno dei primi è stato Luca Parmitano con la missione Volare ad avere con sé diciamo dei prodotti customizzati proprio con questo obiettivo. Nel tempo sono stati fatti dei passi in avanti, c'è una stretta collaborazione adesso con Martina Erla, nutrizionista degli astronauti dell'EAC, con la quale costruiamo i piatti che ci vengono richiesti. Qui metto qualche foto con qualche mi piace chiamarli clienti. Prima ho parlato di 5 astronauti, in realtà 5 missioni, perché 2 di Samantha Cristoforetti, quindi è un doppione. Vorrei farvi ascoltare questo video che si collega in realtà a delle cose che sono state fatte vedere in precedenza, in particolar modo dei concetti degli stili alimentari. Vedrò di farlo durare brevemente se riesco. Il cibo, il bonus food che ho portato dall'Italia mi sta salvando soprattutto nei pranzi, devo dire, perché sono delle buste concepite con il concetto del piatto unico, dove si mette una combinazione, quindi un quarto diciamo, di volume di carboidrati, un quarto di proteine, quindi nel mio caso c'è o del pollo o dello sgombro, e quindi mangiando un pranzo al volo, ecco, basta scaldare una busta e ci sono questi ottimi piatti unici molto gustosi e che mi danno la sicurezza che senza doverci pensare ho già un piatto completo messo insieme in maniera oculata dal nostro chef Stefano Polato. Qui c'è Questo era un po' anche per sponsorizzarmi, per farvi capire che effettivamente è successo, no? Perché qualcuno potrebbe dire ma che stai a dire. Allora, stiamo parlando della Stazione Spaziale Internazionale, come abbiamo sentito poc'anzi, è tosta come situazione, altamente stressogena, eccetera, eccetera, però il cibo può arrivare e possiamo far ritornare il waste, quindi la spazzatura, eccetera. Abbiamo una certa flessibilità, no? Addirittura in certi casi quando arrivano i moduli di rifornimento c'è anche la possibilità per qualche giorno di avere della frutta fresca o della verdura fresca. E ci sono dei video bellini dove si vede la gente che mangia l'arancia svolazzante. Però c'è da sottolineare che questo è innanzitutto un vero e proprio laboratorio scientifico in microgravità, dove si studiano in tantissimi campi e c'è molto da fare. Qui mi sento particolarmente partecipe per quanto riguarda la medicina spaziale, laddove il cibo diventa un elemento di fondamentale importanza. Perché? Perché ci sono tutta una serie di effetti negativi a cui l'astronauta, l'essere umano, una volta che va nello spazio, va incontro. Sintetizziamo tutti questi con invecchiamento cellulare accelerato,
Quindi l'uomo che va nello spazio invecchia più rapidamente rispetto all'uomo che vive sulla Terra. Ed è inconfutabile il fatto che a questo punto della storia l'astronauta diventa una sorta di lente di ingrandimento che ci permette di accelerare i tempi della ricerca e di avere delle soluzioni più rapide rispetto a quelle che avremo, ad esempio, studiando gli stessi effetti di un piano alimentare qui sulla Terra. Quindi ci sono molti margini e molti studi si stanno facendo in questi termini. Prima abbiamo sentito parlare di densità ossea e di massa muscolare. Questi sono i due, diciamo, apparati che sin da subito vanno in deperimento. E quindi l'astronauta va sostenuto innanzitutto attraverso l'attività fisica, per continuare a mandare gli stessi messaggi che riceveva sulla Terra a livello di DNA e per garantire anche attraverso degli alimenti che, insomma, su questo noi italiani siamo bravini, anche i francesi, per carità, se la cavano. Però diciamo che a livello di gusto riusciamo a garantire, diciamo, all'astronauta dei prodotti appetibili, perché questo è stato citato anche prima quando avete visto il tubetto di carne condensata, no? L'inappetenza. L'astronauta, soprattutto nei primi giorni, nelle prime settimane dopo l'arrivo nella Stazione Spaziale Internazionale, in microgravità, subisce appunto questo effetto, è inappetente. Quindi attraverso il cibo dobbiamo anche riuscire a a far sì che l'astronauta mangi, sia invogliato a mangiare. Quindi quando si vedono ste bustine, ste pappette, eccetera, eccetera, ecco, lavorare soprattutto sui colori, sulle consistenze, sui sapori, sui profumi diventa molto importante. E su questo devo dire che come italiani siamo bravini. Qui avete visto una specie di tavola imbandita, l'avete vista anche prima quando c'era Luca Parmitano con i colleghi che mangiava, ma giusto per farvi capire di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di alimenti che si devono conservare a temperatura ambiente per 18-24 mesi. Quindi significa che questi alimenti devono essere trattati a terra ed è qui che dobbiamo essere bravi, perché ad oggi, qui insomma, mi permetto anche di fare delle lamentele, siamo ancora radicati a dei concetti un pochino superati, se vogliamo. Oggi la tecnologia ha fatto dei passi in avanti, non è ancora industrializzata o industrializzabile, però ad esempio tecnologie per disidratare, che attualmente si utilizza quasi esclusivamente la liofilizzazione, ne sono nate di nuove, come la CO2 supercritica. Con l'Università di Padova avevo tentato di fare qualcosa, adesso vediamo anche di riprenderla in mano. Però diciamo che a livello tecnologico ci sono ancora delle sfide da portare avanti. L'obiettivo quale deve essere? L'obiettivo deve essere quello di garantire all'astronauta non solo un cibo che sia commestibile per 24 mesi, quindi che sia shelf stable per un certo periodo di tempo, come le conserve che vediamo nei supermercati, ma delle tecnologie che ci permettano, magari tecnologie atermiche, che non sfruttino necessariamente il calore, che purtroppo è degradante sotto certi aspetti, sotto l'aspetto soprattutto della quantità finale di micronutrienti, vitamine, sali minerali, fitocomposti che troviamo nel cibo. Quindi dobbiamo trovare delle soluzioni che ci garantiscano di produrre degli alimenti che siano sì conservabili a temperatura ambiente, ma che allo stesso tempo mantengano, non dico inalterati, ma il più possibile inalterati i valori nutrizionali di partenza. Altrimenti mi trovo alla fine un prodotto sì gustoso, buono, profumato, godurioso, che però sotto il profilo nutrizionale non mi soddisfa e non mi garantisce la possibilità di rallentare quell'invecchiamento cellulare a cui l'astronauta va incontro. Qui abbiamo, vedete, l'avete visto anche prima in qualche foto, ci sono ancora delle scatolette che girano, quindi insomma a livello di packaging c'è anche qui qualche passo in avanti da fare. E qui vedete invece delle buste, questo era il menù che era stato preparato per Luca Parmitano, quindi vedete che si parla di piatti tradizionali italiani senza specifiche funzionalità, diciamo, sotto il profilo nutritivo. La lasagna, è sempre bello farla vedere perché magari qualcuno pensa, sì va bene, sarà tutta una pappetta, saranno pilloline, saranno prodotti di sintesi, eccetera. Invece diciamo che la lasagna si presta bene perché è uno di quei piatti che più lo riscaldo più buono è, no? Quindi ci è andata bene. Questa è una zuppa di legumi interessante, anche questo, vedete il networking.
Qui non sapevamo dove sbattere la testa per fare una zuppa di legumi, chiamiamola funzionale, anche se oggi questo termine è un po' inflazionato, però che fosse altamente digeribile, che avesse un profilo aminoacidico parificabile, diciamo, ad un prodotto su base animale, che avesse un certo quantitativo, una certa qualità di proteine. Abbiamo studiato assieme all'Università Gastronomica di Pollenzo, quindi con Slow Food, dei legumi che facessero al caso, quindi loro hanno un database immenso di prodotti a disposizione e quindi l'hanno condiviso con noi. Noi abbiamo messo insieme tutti quei legumi che c'erano stati indicati e abbiamo prodotto questa zuppa, che è stata chiamata la zuppa dei presidi. Poi volevo farvi vedere anche che in certi casi la liofilizzazione funziona comunque bene, perché è un trattamento, quello che dicevo prima, atermico, perché non sfrutta alte temperature, anzi ne sfrutta di basse temperature, e volevo farvi vedere qualche piatto fra quelli che ha accompagnato Samantha Cristoforetti durante la sua ultima missione, quindi la missione Minerva. Questo è un riso, una sorta di insalata di riso con asparagi, gamberetti e pomodori, sempre ragionando sul concetto del piatto unico che abbiamo visto prima di Michelle Obama. Questo è un prodotto vegan, perché Samantha aveva fatto proprio la richiesta di avere proteine vegetali e del pesce, infatti l'abbiamo accontentata con gamberi da una parte e con tonnetto del Mediterraneo da un'altra. Qui abbiamo un couscous completamente vegetale, su base vegetale, dove come fonte proteica abbiamo dei legumi, fra cui i piselli, che forse li vedete. Interessante anche a livello di texture, perché l'astronauta spesso e volentieri rischia di mangiare prodotti sempre molto semiliquidi senza la presenza di prodotti masticabili e con una texture intrigante. Quindi i piatti che noi realizziamo hanno sempre quest'occhio di riguardo verso la consistenza. Infatti giochiamo molto con la frutta secca, i semi oleosi, in modo tale da garantire all'astronauta la presenza di qualcosa di masticabile e di appagante, anche se rimane comunque una pappetta, perché per evitare il rischio volatilità dell'astronauta, quando raccoglie col cucchiaio, con la forchetta dalla busta il prodotto, non ci dovrebbero essere parti di cibo che iniziano a svolazzare all'interno della stazione spaziale. Questo invece è una sorta di prima colazione, un pudding allo yogurt, dove abbiamo integrato, diciamo, il prodotto in condivisione con la nutrizionista ESA di proteine isolate, quindi abbiamo dato un supporto, un surplus proteico e anche di calcio. Questo è interessante perché durante la prima missione Samantha aveva accusato, diciamo, un impoverimento abbastanza importante a livello di calcio e quindi abbiamo addizionato questo prodotto. Poi ce l'ho la barretta? No, non ho la barretta, perché era una barretta fatta con farina di grilli. Quindi io lì da italiano ho detto no, farina di grilli no. E invece è diventato anche quello intrigante, no? Il fatto di non chiudere a priori delle porte ti fa scoprire delle cose nuove e interessanti, perché poi soprattutto è stato interessante capire il perché Samantha ha voluto inserire durante la sua missione un ingrediente di questo tipo, ed era per assecondare, diciamo, quello che la FAO vuole comunicare, ovvero il fatto che ci sono aree sul nostro pianeta dove non è possibile far altro se non allevare insetti. Quindi un modo per non allontanare o per avvicinare, scusatemi, il consumatore, il possibile consumatore a questo tipo di prodotto, ma sicuramente non era per dire basta, da oggi non mangiamo più carne, mangiamo farina di grilli o locuste o altre cose. Era solo per far comprendere che ci sono appunto delle situazioni all'interno del nostro pianeta dove non c'è alternativa. Qui adesso arriviamo sulla Terra, perché dallo spazio alla Terra, che cosa mi sono portato a casa? Mi sono portato a casa un modo completamente diverso di vedere il cibo. Mi sono portato a casa il fatto che facendo networking si riescono a fare delle cose innovative, si riescono a fare delle proposte innovative e differenzianti,
e soprattutto, insomma, questo qua prima o poi me lo dovrò tatuare da qualche parte, perché ci sono ormai troppo affezionato, il concetto del piatto unico, sul quale abbiamo lavorato parecchio, stiamo ancora lavorando. È un modello, diciamo, che semplicemente se tutti noi applicassimo questo sistema, sistemeremmo tante cose a livello globale, perché se guardiamo bene qui il consiglio è di una alimentazione all'80% plant-based. Questo è un po' il concetto di base, no? Perché abbiamo tantissimi alimenti di origine vegetale e ogni tanto viene consigliato di mangiare anche proteine animali. Ovviamente non viene escluso questa possibilità, che non è altro che un rifacimento di questa. Gli americani sono stati più bravi a schematizzare una piramide sotto forma di un piatto più facilmente comprensibile. Io per realizzare una ricetta sono più facilitato nel guardare lo schema di prima, anziché guardare una piramide alimentare che va interpretata, che va capita, oppure rischia anche di essere mal interpretata, perché io spesso ai bambini chiedo: ragazzi, costruitemi un piatto ideale seguendo questa piramide, e mi dicono: ma lì c'è pane, verdura e frutta, a posto, un po' d'olio, mangio sempre quello e sono a posto. Il messaggio non è questo che deve arrivare, no? Quindi sotto il livello della praticità questo schema dice la stessissima cosa della piramide alimentare, ma è più di rapido impatto e a livello di comunicazione più efficace. E vabbè, qui vado avanti veloce, tanto sono dati che ci portiamo a casa e che l'OMS ci dice da tantissimo tempo quale dovrebbe essere il nostro stile alimentare, e se questo stile alimentare viene applicato, diciamo, per le preparazioni degli astronauti, dove abbiamo un soggetto che sta invecchiando più velocemente, sicuramente, e questa è la conferma che ci arriva dallo spazio, può avere un'efficacia per noi che viviamo sulla Terra. Quello che vi dicevo prima, la lavorazione degli alimenti purtroppo provoca un deperimento, un degradamento nutrizionale, soprattutto la parte di micronutrienti, che sono quella parte di cibo che ha la capacità di regolare e di proteggere il nostro corpo. La capacità antiossidante e antinfiammatoria di un alimento per un astronauta è molto importante, perché quello a cui va incontro è un altissimo stress ossidativo soprattutto. Vabbè, qui vado avanti. Mi piace sempre far vedere questa cosa, mi prendo anche un momento di divulgazione rapidissimo. La cottura a vapore, quando si parla di vegetali, è la migliore che esista, è quella che più si avvicina al prodotto crudo. Questo anche per sottolineare che io posso liofilizzare un risotto, ma se vado a bollire l'asparago non ho capito un bel niente, i nutrienti li perdo. Ho applicato dopo un sistema di conservazione che è ideale per quel prodotto, ma ho sbagliato all'inizio. Quindi ecco perché quando produciamo cibi per gli astronauti stiamo molto attenti alle tecniche di lavorazione di base e utilizziamo soprattutto cotture in forni a pressione ad alta pressione a temperature molto moderate, in modo tale da sanificarli, ma senza degradare eccessivamente i nutrienti di partenza. Poi altre accortezze, quando parliamo di alimenti di origine animale, pratichiamo, diciamo, delle attività preventive, in particolar modo l'acidificazione, quindi la marinatura di carne e pesce, per evitare la produzione durante il trattamento termico di prodotti dell'aggregazione avanzata, che sono pro-ossidativi. Okay? Quindi al di là di quella che è la tecnologia che viene applicata, c'è tutta una serie di accortezze da avere nella preparazione dell'alimento prima che venga trattato, altrimenti non si capisce un bel niente. Ad esempio qui, se noi andiamo a marinare in aceto di vino o in succo di limone un pezzo di carne, abbiamo una produzione di prodotti dell'aggregazione avanzata dimezzata rispetto al prodotto non marinato. Vi lascio con questa. Questo è un progetto che Samantha aveva ideato prima di partire, che si chiama Cooking on Orbit. Adesso vedrete che quello che viene definito rischio volatilità purtroppo non è stato evitato, ci sono pezzi che vanno a destra e a manca, cerca di recuperarli ma in certi casi li abbandona.
e ha voluto preparare esattamente un piatto unico, seguendo i concetti del piatto unico di Harvard, avendo a disposizione tutta una serie di bustine con ingredienti vegetali, animali e cereali, in questo caso integrali, in questo caso vedete la quinoa. Adesso attacca lo sgombro, no, i pomodori secchi. Poi come fonte proteica ci attacca lo sgombro. Come base ha utilizzato una crema di verdure per poter incollare gli altri alimenti. Sì, no, questo adesso ci fa sorridere, però ci fa anche capire quanto sia comunque complicato il momento del pasto se uno vuole fare una cosa. Ovviamente questa è fatta ad hoc, non è che si mettono a fare ogni volta questo lavoro, di solito mangiano direttamente dalla busta. Pezzo di sgombro, lo prende. Ed è andata anche questa. Ok, io vi ringrazio e poi ovviamente avremo la possibilità di fare qualche chiacchiera sempre col prosecco, ho capito che è una condizione sine qua non. Grazie Stefano. C'era un elemento super interessante, erano tutti super interessanti. Una delle cose che ha detto, due cose che mi hanno colpito. Il primo era quello che tecnicamente si chiama edonica del cibo, quindi il fatto che noi dal punto di vista cognitivo mangiamo col cervello e con gli occhi prima che con la bocca. Tra l'altro la Big Space Food Challenge è stata vinta anche mettendo quell'elemento di edonica. Poi il secondo elemento, la nutrizione, che tu hai interpretato in maniera egregia perché hai preso gli elementi, no? Spazio e terra. Quindi collegandomi a questo aspetto della nutrizione, dallo sport passiamo dallo spazio passiamo allo sport. E quindi inviterei Marco De Angeli, ecco, Marco, medico, dirigimento dello sport, nutrizionista, dimmi qualche altra, consulente per aziende del settore dello sport, consulente per centri di ricerca e università, posturale, giusto? Aging. Andiamo avanti. Ok. C'è l'aperitivo, c'è il prosecco, poi andiamo avanti per... ok, però se per caso fai anche le pulizie a casa, sì, avrei bisogno. Prego, il microfono. Grazie. Allora, secondo il tempo dovremmo essere già sul prosecco, quindi mi dispiace, cercherò di essere estremamente veloce. Allora, perfetto, dunque. L'altro qui, ecco, non ci vedevo. Quindi chiaramente abbiamo già introdotto il tema, no? Che sappiamo benissimo che dalla tecnologia, dalla ricerca spaziale si va a finire fino in cucina, poi nel caso specifico proprio oggi questo è l'argomento. E quindi che dalla tecnologia del raso si arrivi al Teflon delle padelle, sappiamo benissimo questa è la storia. Mostro immagini di 4 astronauti, ciascuno impegnato nella propria missione, una missione quotidiana molto impegnativa, nei loro abiti, nelle loro tute tipiche, nel loro impegno quotidiano. E anche qui vediamo un astronauta impegnato in un compito difficilissimo, praticamente è quello con la maglietta rossa a righe bianche. E poi vediamo un altro astronauta impegnato in un compito estremamente preciso, di grandissima precisione, dove non si può sbagliare niente, ed è quello in basso a sinistra, quella in basso a sinistra. Un altro astronauta nella sua capsula in cui vive tutti i giorni, in cui si sta occupando di manutenzione, che è quello in basso a destra, e poi vediamo un signore che sta riparando, cercando di riparare un macchinario, insomma qualcosa. Insomma. Di entrambi, di tutti, cioè scusate, chiaramente quello che li accomuna, il tema di oggi, è gli strumenti che devono usare per le loro attività, lo strumento principale per realizzare le loro attività al meglio, e quindi lo troviamo nel piatto, quindi in quello che loro mangiano. Parto un attimino da medico un po' lontano per far capire come e quanto l'alimentazione sia importante, perché è una cosa che non bisogna mai dimenticarla, al di là del tema di oggi. Chiaramente noi sappiamo con la ricerca che i geni sono gran parte della predisposizione alla malattia.
Quindi pensiamo che ciascuno abbia una predisposizione per qualunque malattia, qualunque caratteristica uno abbia dipende dai propri geni, quindi a volte è anche un modo per lavarsene le mani, cioè, tanto sono predisposto a questo. In realtà sappiamo benissimo che lo stile di vita incide per il 70-80% su quello che è il fatto che io prima o poi mi ammali. E paradossalmente lo stile di vita è fatto di due grandi gruppi di fattori, dei fattori che non riesco a cambiare, gli orari della mia giornata, il lavoro che ho, la città in cui vivo, e poi una parte invece che può essere modificabile, prima tra tutti l'alimentazione. Abbiamo citato la sedentarietà, la inattività, e poi cattive abitudini, fumo, alcol, li abbiamo già citati. Questa è una parte di stile di vita sulla quale posso incidere e questa parte di stile di vita in realtà è quella che negli ultimi decenni ha avuto quel successo per quello che è l'effetto epigenetico. Quando io ho studiato medicina si studiava in biologia che niente può entrare nella cellula, cioè la cellula dal nucleo manda solo informazioni all'esterno e la cosa sembrava anche abbastanza strana, invece adesso con la teoria e con la pratica, con lo studio dell'epigenetica sappiamo che in realtà messaggi dall'esterno arrivano all'interno e questo va a incidere sulla predisposizione che uno ha o meno. Quindi se mi comporto male, se nessuno dei miei parenti anche alla lontana ha avuto il diabete, se mi comporto male e mi ci metto d'impegno, in qualche anno mi faccio venire il diabete. Nessuno dei miei parenti ha la pressione alta, ma se mi ci metto d'impegno mi faccio venire la pressione alta. Quindi in realtà riesco a esprimere o fare esprimere geni che teoricamente non ho, perché comunque mi ci metto d'impegno con uno stile di vita sbagliato. Stiamo tutti assistendo al processo di involuzione dell'uomo e non è un caso che la rappresentazione riguardi poi anche del cibo, qualcosa che rappresenta il cibo. In realtà abbiamo la presunzione di pensare che le pressioni evolutive che noi sappiamo, e questo l'ho riscontrato diverse volte nel modo di pensare e di parlare delle persone, è che la storia dell'uomo sia quella di qualche centinaia, migliaia, decine di migliaia di anni fa. In realtà se noi mettiamo in scala 2 milioni di anni, che è il periodo in cui l'essere umano è nato come tale, in realtà è nato appunto dalla anomalia anatomica di avere il pollice opponibile che gli ha permesso di creare, avere la moneta al fine, l'Homo habilis, l'Homo faber, per creare l'invenzione più importante del genere umano. Qual è l'invenzione più importante del genere umano? Un contenitore per cibo ed acqua, è l'unica cosa che c'è differenza dagli altri animali, perché l'uomo è l'unico animale che si porta dietro il cibo e l'acqua. E questo ha determinato una serie di modifiche, il fatto di poter pensare ad altro che non fosse il cibo, diventare intelligente, globalizzare il mondo in maniera molto più veloce di altri animali e anatomicamente farci restringere lo stomaco fino alle dimensioni attuali. Infatti l'uomo è il mammifero con lo stomaco più piccolo fra tutti i mammiferi. Individuiamo invece in questa, in realtà se mettete in scala a 2 milioni di anni, questa larghezza sono 50.000 anni. Se voi mettete su carta millimetrale a 2 milioni, quella lineetta rossa sono 50.000. Però per rappresentare il concetto che in realtà la nostra vita, come la concepiamo adesso, non ha nulla a che fare con il nostro corpo, con la nostra capsula, perché noi siamo vissuti, ci siamo creati, ci siamo stati modificati in maniera plastica da un ambiente che era completamente diverso da quello di adesso, con attività completamente diverse da quelle adesso, con cibi completamente diversi da quelli adesso, oltre che cibi, poi vedremo l'aspetto secondo me più importante, e il risultato è una capsula molto molto perfetta, oseremmo dire che ben distante da quella attuale, dove purtroppo l'ambiente è completamente differente, le attività, o meglio le inattività, sono completamente differenti fin dalla più tenera età e l'effetto è chiaramente quello che notiamo, patologie più o meno evidenti ma comunque sottostanti. Sappiamo benissimo che in realtà il concetto di prevenzione passa assolutamente per l'alimentazione in tutte le età della vita e quindi per noi è importante guardare indietro a come siamo fatti fisiologicamente per capire come funzioniamo, per poi correggerci e migliorarci in avanti. Quindi questo pensiero di come siamo fatti ci deve accompagnare lungo la strada in continuazione. E quindi il momento chiave per me iniziale in questa mia chiacchierata è che noi dobbiamo capire come siamo fatti e come funzioniamo, più che pensare attualmente a quello che stiamo facendo, a quella che è la nostra tradizione tradizionale di orari, culinaria e via discorrendo, perché partiamo troppo dal presupposto quello che facciamo, che lo facevano i miei bisnonni, è sicuramente corretto. I bisnonni non erano nulla, un granello nella storia dell'uomo. E quindi sappiamo che uno stile di vita, posso fare in modo col mio stile di vita che la parte che non posso cambiare perda di importanza.
e quindi vivo a Milano, una città inquinata, posso fare in modo di contrastare questo e lavorare su quello che posso cambiare, primo fra tutti l'alimentazione, avere un'attività, abbiamo detto, attività fisica importante, avere buone abitudini e contrastare quelle che sono le innovazioni tecnologiche che ci hanno portato più danno, primo fra tutti la luce elettrica che ha alterato il ritmo circadiano e ci permette di avere la maggior parte di malattie perché dipendono dal fatto che abbiamo minori ore di manutenzione nel nostro corpo di quante in realtà è stato fatto per essere trattato. E quindi tutto questo insieme può avere un aspetto positivo, far perdere di importanza alla predisposizione genetica e avere un effetto positivo direttamente su uno stato di vita, uno stato di salute che non è più la non malattia ma il benessere pieno, con un effetto epigenetico positivo. Fatta questa premessa, andiamo sull'alimentazione. Io voglio concentrarmi più sui macro errori che facciamo. Quindi si può parlare di tecnologia e parlare di studi e di ricerche, va benissimo sui microcomponenti, più delle volte però questo ci fa perdere di vista quelli che sono i macro errori cui siamo sottoposti. Quindi non mi piace parlare di come dire, la spirulina o la creatina, parlando anche di sport o di quale vitamina o di quale integratore o di quale nutraceutico c'è in quel cibo. L'errore per me principale che stiamo facendo è che dobbiamo mettere sul piatto oggi per questa chiacchierata e che riguarda appunto anche lo spazio, invece è un macro errore diverso, che è il ritmo e frequenza dei pasti. Come ho detto all'inizio, l'uomo si è caratterizzato per il fatto di poter mangiare molto spesso. Se voi andate in tanti posti dove non c'è l'abitudine a mangiare come mangiamo noi adesso, si mangia in maniera continuativa durante il giorno. Noi invece abbiamo tipicamente in Italia o in altri paesi questo tipo di distribuzione di macronutrienti che è paradossalmente ridicola. Siccome il cibo è una forma di comunicazione fra l'ambiente e me, mi dice chi sono e dove mi trovo, mangiare in questo modo per un cervello che da 2 milioni di anni è abituato, un corpo che da 2 milioni di anni è abituato a interagire con il cibo in maniera completamente differente, cioè pasti frequenti molto piccoli, questo è un messaggio che mi dice tu ti trovi in un ambiente povero di cibo e non te lo sai procurare, quindi io ti devo far sopravvivere. Detto in breve, ti spengo la tiroide, ti abbassi il metabolismo e ti trasformi in un cammello. Quindi tu non sentirai la fame, dirai perché devo mangiare più volte di queste, no? Chi mangia il pomeriggio non mangia quasi nessuno, la metà mattina non mangia quasi nessuno, la colazione 3 fette biscottate e un po' di marmellata, e quindi questa è la tradizione e così fanno tutti, lo farò anch'io. Questo messaggio fa in modo che io, per esempio, per quello che è il problema di quasi tutti, ingrasso mangiando poco, perché in realtà sto dando un messaggio sbagliato al mio corpo, perché mi trasformo in un cammello, quindi quello che mangio lo manda tutto nelle gobbe. Noi dobbiamo ricordarci che abbiamo questa storia di cervello, quindi un cervello fatto a strati, anatomicamente, non solo funzionalmente, con una parte centrale riguarda cibo, essenzialmente, quindi perché l'animale la prima cosa di cui si preoccupa è sopravvivere, quindi il cibo è la prima preoccupazione. L'altro ieri ero a Verona, c'era lungo il fiume l'Adige, faccio notare a mio figlio che c'erano tutti i gabbiani nell'acqua, sulle pietre, tutti erano orientati, ma decine e decine di gabbiani, tutti orientati a monte. Loro tutte quelle ore stanno passando aspettando il pesce. Un animale questo fa dalla mattina alla sera. Quando ha mangiato pensa al pasto successivo, l'uomo no. Quando ha mangiato, ha procurato il cibo, se l'è messo nella sacchetta e quindi non ci pensa più. E questo gli permette di mangiare spesso. Quindi questa relazione fra cervello animale che è istintivo per quanto riguarda il rapporto col cibo, cervello del vecchio mammifero che ha curiosità per il cibo e ricordo per il cibo, e la parte corticale cui attribuiamo tutto il nostro pensiero, tutto il nostro agire, in realtà è una parte minima, perché noi siamo succubi dei messaggi che ci arrivano dall'interno, chimici che ci arrivano dall'interno. Quindi il fabbisogno totale giornaliero ben distribuito dovrebbe essere, qua secondo me è il messaggio in cui, perché parlo oggi di questo dello spazio? Perché l'astronauta è una persona che vive per sua sfortuna in una capsula in cui tutto quello che entra e tutto quello che esce dal suo corpo è quantificabile. E quindi è una cavia d'esperimento per quello che dobbiamo vedere noi sulla Terra. Possiamo vederlo anche sulla Terra, ma solo se siamo seguiti da un nutrizionista, altrimenti andiamo un po' alla cieca. E quindi in realtà il fabbisogno totale giornaliero distribuito non dovrebbe basarsi sul quantitativo
grandissima sciocchezza di calorie, che è una misura assolutamente fuori del tempo, ridicola assolutamente, perché non ha senso parlare di calorie, perché le calorie dipendono da quello che vengono dall'alimento e quindi non devo nominarle proprio le calorie, ma in realtà da una distribuzione di macronutrienti che possano consentire al mio corpo di stare al meglio e di svolgere le mie funzioni in maniera continuativa durante tutto il giorno, che io sia un astronauta, che sia una persona normale, una massaia, che sia uno sportivo. Quindi una modulazione dei macronutrienti, successivamente vedremo, in base poi a quello che faccio, ma una base di una modulazione durante la giornata che non segua le percentuali di qualcosa, ma segua invece in realtà quello che faccio e come sono fatto e via discorrendo. Cioè devo basare non tanto a concetti generici di percentuali, ma devo basare a basarmi sulla mia composizione corporea, sulla mia statura, mia stazza corporea, quello che faccio, e quindi io sono molto contrario a queste torte, estremamente contrario, perché noi siamo estremamente differenti l'uno dall'altro, sia come costituzione, sia geneticamente, sia per quello che facciamo. E quello che facciamo non è detto che lo facciamo tutto il giorno. Quindi una torta così non ha nessun senso, anche perché se voi le piramidi alimentari le confrontate nel mondo, sono 50 piramidi alimentari, tutte ribaltate l'una rispetto all'altra, e quindi non è che la nostra, e qui me la do addosso, la dieta mediterranea per me non vale nulla se non fosse per l'olio extravergine oliva, tutto il resto non mi interessa. Così come la piramide alimentare italiana mediterranea per me non vale nulla, perché in realtà un altro popolo la trova diversa, come diceva prima il collega, la trova diversa e quindi ribalta le cose, quindi non è matematica quella lì, è tradizione, e invece andiamo indietro rispetto alla tradizione, e quindi se una di queste fosse valida potrebbe dire che l'altra non lo è e quest'altra non lo è, e infatti nessuna di queste è valida, perché non ce n'è una valida, perché devo vedere quello che faccio, cosa faccio, e quindi ribadisco, l'astronauta è la cavia che può fare questo, e noi qua possiamo fare, seguire e raccogliere quello che l'astronauta fa. Non è una questione di quello che entra e quello che esce durante tutto il giorno. Io non riesco a pensare che l'astronauta abbia delle buste che sono non solo sue, ma sono dosi standard per consumi calorici standard. Cioè, io sono dell'idea che non si può pensare che quello che metti dentro perché funziona durante l'equilibrio del giorno, no? Una nozione che forse molti di voi sapranno è la quantità di proteine per grammo per chilo. È una sciocchezza fantastica dire grammi per proteine per chilo al giorno. Io posso mangiare 1 grammo per chilo per proteine al giorno in un pasto e danneggo i reni, che come sapete sono dei filtri che vengono affaticati dalle proteine. Io le proteine devo distribuirle durante tutta la giornata, proprio perché sono estremamente laboriose dal punto di vista digestivo e metabolico, e quindi che io sia una massaia, che io sia un astronauta, che sia uno sportivo, devo stare molto attento a distribuirle. Dovrebbero essere conteggiate come grammi per chilo a pasto, non al giorno. Quali chili? I chili della massa attiva, perché non posso, se io prendo 2 persone che pesano 100 kg, una ha 100 kg di muscoli e l'altra 50 di grasso e 50 di muscoli, diamo entrambi 1 grammo per chilo al giorno? A quello che pesa 100 kg di muscoli stiamo dando 1 grammo per chilo di massa attiva, a quello che pesa 50 grammi di grasso gli stiamo dando 2 kg per chilo di massa attiva, quindi o l'uno o l'altro. Invece bisogna pensare a mettere dentro i vari macronutrienti in base a quello che è l'orario della giornata, e quindi calibrare tutta la giornata in base a quello che faccio. Io non posso, i carboidrati sono una fonte di energia primaria per l'attività che farò subito dopo. E quindi se sono sedentario tutto il giorno e poi al pomeriggio faccio 2 ore di padel o di squash o di tennis, dovrò inserire la benzina prima di fare quell'attività. Non ho bisogno di mangiare tot calorie di carboidrati perché faccio il tennis tutti i giorni, sia il giorno che faccio il tennis sia il giorno che non lo faccio. Così come le proteine, faccio un'attività di tipo muscolare, mi aspetto il mio corpo poi costruisca, rigeneri i muscoli che ho degenerato, che ho consumato, e costruisca i muscoli che gli ho chiesto, e quindi devo assumere più proteine nei pasti successivi a quello che faccio. Ho concluso, spero di aver recuperato un pochino, scusatevi la cosa, e comunque il messaggio è questo: la tecnologia è importante perché dobbiamo sperimentare, provare qualcosa che però risponda alle leggi della nostra fisiologia, non della nostra tradizione. E quindi lo spazio, e quello che dobbiamo pensare per lo spazio, deve servire
come campo di prova, perché nello sport e nello spazio, e io qui appunto di nuovo, pur dovendo parlare di sport, parlo della massaia, perché lo sport è comunque per tutti, del bambino che cresce, non c'è sportivo più, più critico, col momento più critico di un bambino che cresce, perché se sbaglio qualcosa non è che perdo una gara, perdo caratteristiche della mia vita futura. Se io sbaglio nel mangiare da bambino mi troverò 20 cm più basso di quello che sarei potuto potenzialmente essere genotipicamente, sarò meno forte, avrò ossa più deboli e via discorrendo. Una donna che ai 30 anni, ai 35 anni è arrivata a una massa ossea, come sapete, bassa, chiaramente si è giocata tutta la sua qualità di vita successiva. E quindi lo sport non pensiamolo solo come miglioramento di performance, perché nello sport si misura la performance, nelle altre condizioni nascono condizioni di malessere che non sono patologia ma sono malessere, per cui io giro con col Malox in tasca, col Moment nell'altra tasca, perché suppongo che a un certo punto mi gira la testa o mi sento poco forte, poco energico e quindi danneggio la mia qualità di vita. Grazie per l'attenzione, scusate. Grazie Marco. Allora, intanto, perché è successo anche a me, vado via con un sacco di sensi di colpa, avendo visto quello che ci hai fatto vedere, e poi preparati Patrizio, avanzerà un sacco di roba, perché adesso tutti quanti hanno paura tranne il prosecco, oppure tutti mangeranno di nascosto quando Marco è girato dall'altra parte. Allora, penultimo esempio, abbiamo parlato di spazio, abbiamo parlato di sport e alimentazione. L'ultimo esempio è vedere se si possono mettere insieme le due cose. Quindi inviterei Andrea Farina, CTO di Relicta, che è una startup che ha vinto il bando di cui andremo poi Stefano ci racconterà, per mettere insieme spazio e mondo alimentare, industria alimentare. Raccontaci come e poi ci vediamo dopo. Allora, buonasera a tutti e ringrazio per l'invito a questo bellissimo evento. Io sono Andrea Farina, CTO e co-founder di Relicta. Relicta è una startup che vuole prendere parte alla soluzione di un grosso problema, ovvero l'inquinamento dovuto alle plastiche tradizionali. Infatti al mondo si producono all'incirca 416 milioni di tonnellate di plastica e circa 8 milioni di questi vanno a finire nei nostri oceani. Questi, oltre a creare dei disagi e dei problemi all'ecosistema e alla fauna, si degrada in piccole particelle e va a finire nella nostra catena alimentare. La soluzione di Relicta è un biomateriale idrosolubile ricavato dagli scarti del pesce, che può essere utilizzato come packaging innovativo. Come potete vedere dall'immagine, il nostro materiale è in forma di film ed è trasparente, ha alte proprietà meccaniche e un'alta barriera all'ossigeno e ai grassi. Come ho già detto, è idrosolubile, ma resiste ad ambienti con elevata umidità e anche a piccoli getti d'acqua, ad esempio alla pioggia. È solubile in acqua fredda all'incirca in 20 giorni ed è istantaneamente solubile in acqua calda, quindi pensiamo che il consumatore finale possa smaltire la plastica all'interno delle mura domestiche. Abbiamo sviluppato diverse applicazioni con il nostro materiale, una è come top film di diverse tipologie di vaschette. Questo l'abbiamo sviluppato con delle aziende che operano nel settore appunto ittico, quindi utilizzano appunto il nostro materiale che deriva dai loro scarti e confezionano appunto i loro prodotti finiti. Inoltre il nostro materiale può essere utilizzato come busta per prodotti secchi, ma anche come busta negli oli. Inoltre pensiamo che sia un ottimo sostituto del PVA, che è un materiale che è di origine fossile, viene utilizzato attualmente per l'imballaggio delle pods che noi inseriamo in lavatrice e lavastoviglie, e può essere utilizzato anche sia come busta sottovuoto ma anche in accoppiato con la carta, aumentando quindi la barriera appunto ai grassi, ad esempio nelle applicazioni alimentari.
come hanno già anticipato, siamo vincitori dell'ESA Spark Funding e quello che stiamo facendo attualmente è quella che è la nostra proposta progettuale per questo finanziamento. È un imballaggio commestibile che contiene appunto prodotti liofilizzati e stiamo sviluppando questa applicazione con un'azienda pugliese che si chiama Tiberino, che sviluppa appunto prodotti liofilizzati, e abbiamo anche già testato in piccolo questa applicazione. In cosa consiste l'applicazione? Inserire i prodotti liofilizzati all'interno della nostra busta, che va a disciogliersi e diventa essa stessa il pasto dell'astronauta in questo caso. L'innovazione, o la sfida meglio per dire, di questa applicazione è sia il fatto di riportare a terra molti meno rifiuti rispetto a quelli che si utilizzano attualmente, perché l'applicazione sarà composta dal nostro packaging idrosolubile e da un altro contenitore riutilizzabile più volte, e anche nel poter inserire all'interno del nostro materiale, che è idrosolubile, dei macronutrienti, come dicevamo prima, che possono essere proteine, vitamine o altre tipologie di antiossidanti, ad esempio. Quindi, ricapitolando, Relicta si inserisce nel mercato che è quello del packaging flessibile, che è in forte crescita in questo momento, packaging flessibile e biodegradabile, è in forte crescita, e questo è dovuto sia alla sensibilità dei consumatori finali rispetto al problema appunto dell'inquinamento dovuto alle plastiche, ma anche per una questione di normative europee che si stanno spostando per vietare l'utilizzo di plastiche monouso, ad esempio. Inoltre sappiamo che il mercato della space food è in forte crescita e vedremo nei prossimi anni sempre un aumento di questo settore. Vi racconto un po' dove siamo noi come startup. Noi siamo in una fase di sviluppo industriale, non siamo ancora in produzione. Durante il 2023-2024 abbiamo sviluppato il nostro materiale in campo industriale. In questo momento stiamo appunto collaborando con le aziende, come ad esempio Tiberino nel caso dell'applicazione spaziale, per sviluppare proof of concept industriali che ci permettano di validare la tecnologia in ambiente industriale operativo, quindi direttamente nei macchinari di produzione. Quindi a fine 2025 più o meno apriremo un nuovo round di finanziamento che ci permetterà di industrializzare la produzione del nostro materiale e quindi costruire il nostro primo impianto pilota industriale. E nel 2026 andremo sul mercato. Il nostro team è molto eterogeneo, io e Davide Sanna, che è qui in sala con me, ci occupiamo della parte tecnologica del progetto dello sviluppo tecnologico. Giovanni Conti e Mariangela Melino si occupano più della parte economica e amministrativa. Matteo Sanna è un medico e ci aiuta più nello sviluppo di applicazioni nel campo medicale. Inoltre abbiamo il supporto di Marco Scatto, che è un esperto di trasferimento tecnologico proprio nel settore del packaging. Inoltre siamo già supportati da vari venture capital italiani, che sono Vertis, Scientifica e 20 Found, e inoltre abbiamo il supporto anche di Terranex, che è il primo acceleratore di bioeconomia in Italia, che è della rete di CDP. Chiudo la mia presentazione con l'immagine
della Pelosa in Sardegna, come avrete capito dal mio accento, sono sarda, e il progetto nasce e si sviluppa in Sardegna. Speriamo che col nostro materiale possiamo aiutare il territorio a rimanere così com'è. Grazie. Grazie Andrea, grazie mille. Senti, domanda velocissima perché visto il tema, siamo di corsa. Siete in fundraising? Quasi. Apriremo a giugno più o meno. Ok, prenotatevi. Va bene, allora chiudiamo perché Andrea ha citato l'ESA Spark Funding, anche Oda ha citato il broker. Beh, a questo punto dobbiamo capire che cos'è il broker, che cos'è lo Spark Funding. Stefano Carosio, direttore generale di STAM, che è l'ESA Technology Broker per l'Italia. A te la parola, nessuna pressione sapendo che tu sei l'unico ostacolo prima del Lo prosecco. volevo dire io, me l'hai anticipato, quindi sarò velocissimo. Allora, prendiamo il telecomando, vediamo se lo faccio funzionare. Beh, buonasera a tutti intanto, ci siamo con qualcuno di voi già visti un mesetto fa. Ringrazio la Regione e tutti gli organizzatori perché credo che abbiamo visto e sentito cose molto interessanti che ci faranno meditare sul dopo questo evento, il buffet, eccetera. Beh, diciamo, STAM, vado velocissimo. Io sono nato professionalmente nel 1996 con un catalogo dell'ESA che spediva a 5.000 aziende in giro per l'Italia, mandavano una cartolina col francobollo e io rispondevo con dei pezzi di carta. Quindi grazie al programma di trasferimento tecnologico ho visto crescere tante bellissime realtà, tra cui anche tra il 2017 e il 2020 una entità che si chiamava Unismart, Padova Enterprise SRL, oggi Università di Padova, dove mi sono divertito come un matto a portare tutto quello che ho fatto nel trasferimento tecnologico dallo spazio, parlando due lingue, spazio e non spazio, tra ricercatori e industria. Noi siamo una realtà che ha aperto a Padova a gennaio di questo anno, ma abbiamo diversi uffici in giro per l'Italia. Sto tornando indietro. Copriamo un po' tutto la vita dei progetti, dalla parte iniziale fino alla parte finale, che ovviamente si conclude con il trasferimento tecnologico. Abbiamo una parte anche di attività molto pratiche. Siamo nati, come dicevo, nel 1997 intorno ad un riduttore meccanico, che era un oggetto sviluppato avendo in mente la missione che era stata progettata a Padova, il satellite a filo, lo srotolamento, e da lì sono state fatte, grazie al programma di trasferimento di tecnologie dell'ESA, alcune applicazioni non spaziali, quindi ad esempio il tema della nautica, per rimanere sul tema dello sport. Facciamo trattamento delle acque con microalghe, stiamo lavorando in questo caso per portare tecnologia verso lo spazio grazie a finanziamenti ESA e ASI. Alcuni colleghi hanno volato in volo parabolico, quindi hanno avuto l'esperienza di qualche secondo di assenza di gravità nello spazio, e abbiamo poi applicato tecnologie per raccogliere la spazzatura spaziale, cioè pezzi di satellite che si formano nello spazio per poterli poi recuperare. Ma questo solo per dirvi che di spazio e trasferimento tecnologico ci siamo occupati, e grazie all'Agenzia Spaziale Europea l'anno scorso abbiamo vinto il bando per diventare broker per l'Italia, che in pratica vuol dire avere, grazie ad ESA e all'Agenzia Spaziale Italiana, delle risorse per poter aiutare aziende a connettersi tra di loro dallo spazio verso la Terra e dalla Terra verso lo spazio. Questo lo facciamo grazie ad una rete che l'ESA ha creato in giro per l'Europa, di professionisti ed aziende che fanno questo mestiere, e quindi abbiamo la possibilità di connettere anche a livello internazionale, quindi comunque per aiutare aziende spesso più piccole a internazionalizzarsi e passare, diciamo, dalla dimensione del territorio e andare a cercare soluzioni o opportunità in altri paesi. Quello di cui volevo parlarvi è appunto l'ESA Spark Funding, che Andrea ha citato poco fa. Come Relitta si sono, diciamo, posizionati in alto nella graduatoria delle proposte ricevute e quindi sono stati finanziati. Questo è un programma che l'ESA ha lanciato per permettere al broker, quindi ad entità come la STAM in questo momento per l'Italia, ma ce ne sono appunto altre in giro per l'Europa, di avere uno strumento finanziario che vada ad aiutare quelle situazioni in cui c'è un grandissimo potenziale di trasferire la tecnologia tra due aziende, ma tipicamente ci si guarda in faccia chi mette per primo i soldi, e queste cose rimangono spesso in quello stato in cui non partono. Quindi grazie all'Agenzia Spaziale Europea STAM gestisce direttamente, questo anche per facilitare e rendere veloce
gestione del fondo. Questa somma che vale circa 1,5 milioni sui 3 anni, quindi diciamo relativamente piccola rispetto a tutta la quantità di denaro che sta circolando col PNRR, ma estremamente focalizzata sul deriscare questo tipo di progetti, quindi spesso si colloca in progetti molto più grandi, ma copre la dimensione appunto del de-risking del progetto spazio non spazio o viceversa. Questi progetti possono essere di 2 tipi, o progetti, diciamo, cosiddetta fase 1, che possono ambire ad una taglia di finanziamento fino a 75.000 euro, e questo vuol dire realizzare dei proof of concept e un feasibility per capire se effettivamente l'idea di trasferimento tecnologico è fattibile, o di fase 2, quindi dei progetti che hanno l'ambizione di portare un po' più avanti la dimostrazione, quindi con un minimum viable product, e quindi un finanziamento che può raggiungere 150.000 euro. Il concetto è quello di unire un portatore di tecnologia con uno sviluppatore del prodotto e un cliente finale, quindi nella fase 1 diciamo che si studia la fattibilità, quindi non è strettamente necessario avere già il cliente. Nella fase 2 occorre dimostrare che c'è un cliente interessato ad utilizzare il prodotto abilitato dalla tecnologia innovativa. Questi sono i 6 progetti che hanno vinto nella call che è scaduta a settembre, che ha avuto una valutazione diciamo di una triade che è rappresentata dall'Agenzia Spaziale Europea, Italiana e una persona di STAM, e di fatto sono aziende che spaziano dalle serre verticali abilitate da sistemi di illuminazione innovativi da portare a bordo delle navi con, diciamo, il champion italiano, ma diciamo la realtà più promettente a livello globale. Poi abbiamo REA, che è stata qua il mese scorso e che si occupa di tute per lo spazio, ma anche per applicazioni nell'ambito dello sport, come abbiamo visto. Relicta l'abbiamo appena sentita. Adaptronics, Germina e Astradyne, che fanno applicazioni rispettivamente nell'ambito, diciamo, del manufacturing portato nello spazio. Astradyne, diciamo, sistemi di tessuti sensorizzati che raccolgono energia per il settore anche degli shelter e comunque delle tende anche per applicazioni diverse, e Germina appunto il discorso della serra. E questo è uno dei progetti che è stato finanziato, è un progetto fase 2, quindi un progetto da 150.000 euro, la cui applicazione è una tecnologia sviluppata per la Stazione Spaziale Internazionale per il refilling dei liquidi ad alta portata, applicata su droni di grande capacità che sono tipicamente azionati da sistemi ibridi, quindi con un motore a combustione interna e un sistema di accumulo, che deve essere ovviamente alimentato. L'idea qual è? È quella che quando io vedo un incendio e chiamo i vigili del fuoco, questi intervengono tipicamente per andare a capire di cosa si tratta. Si vede che il fumo viene nel mezzo del bosco, quindi arrivano i mezzi, ma a un certo punto non riescono a raggiungere facilmente, se non con dei tubi per andare a spegnere, e dopo un po' arrivano tipicamente dei mezzi, che sono i Canadair piuttosto che gli elicotteri. In questa fase iniziale, se si interviene tempestivamente, si possono stoppare la maggior parte degli incendi, che poi sono devastanti. Quindi l'idea è di utilizzare dei droni e poterli alimentare senza farli atterrare, quindi in volo 24 ore su 24, attraverso un refilling continuo di carburante e liquido estinguente. Un'altra applicazione, questa è una fase 1, quindi un progetto da 75.000 euro, quindi invece che andare dallo spazio alla terra, è dalla terra allo spazio, quindi è un'azienda dell'Emilia Romagna che ha sviluppato un sistema per il grasping di oggetti in ambito manifatturiero, una tecnologia innovativa basata su, diciamo, dei polimeri che sono in grado di esercitare delle forze e anche sensibilità, quindi capire anche il tipo di materiali che stanno gestendo, portata nell'ambito dello spazio, quindi tutte quelle applicazioni di in-orbit servicing, ad esempio, in cui devo andare a gestire dei payload e devo movimentarli. Ora, detto ciò, visto che sono l'ultima persona prima dell'aperitivo, vi do 2 suggerimenti su come si può, diciamo, approcciare lo spark funding e in generale l'attività del broker. Abbiamo un sito che è www.esatechnologybroker.it, le slide credo che rimangano Spark Funding, e lì trovate tutte le informazioni oltre che i nostri contatti e coordinate, e lì ci sono tutte le informazioni su come si applica. C'è un template, quindi una domanda abbastanza semplice da compilare, nella quale
bisogna semplicemente fare attenzione di scegliere il progetto fase 1 e fase 2 perché hanno qualche pagina in più a livello di dettaglio da poter fornire i fase 2 perché sono ovviamente più avanzati e hanno già informazioni di background. E poi di fatto la domanda è abbastanza banale, nel senso se un'azienda ha un'idea innovativa si tratta di esplicitare soprattutto la dimensione del business perché è un'applicazione legata a mettere sul mercato tecnologia sulla Terra o nello spazio, la parte di attività proposte, quindi gli obiettivi e le attività da svolgersi e poi un minimo di management per capire insomma se la società ha la capacità e il personale in grado di portare avanti il progetto che è tipicamente di carattere multidisciplinare. Dal punto di vista pratico c'è una open call, quindi diciamo è sempre aperta, c'è stata l'anno scorso a settembre la prima cut-off, abbiamo ricevuto 24 domande e ne sono state finanziate come avete visto 6, quindi un tasso di successo del 25%, siamo contenti perché diciamo rispetto agli altri broker apparentemente abbiamo riscosso un certo interesse da parte delle aziende, quindi oltre diciamo la media. La proposta va scritta in maniera molto pratica, quindi diciamo senza usare ChatGPT come va di moda oggi, cercando di essere puntuali e puntualizzare quelli che sono i punti di forza. La valutazione è molto snella, però deve mettere in evidenza i punti di forza. C'è una cover letter come diciamo tutte le proposte all'ESA, ma è una cosa semplice che segue il template per compilarla. Bisogna ovviamente far capire la cosa importante, qual è il valore aggiunto dello Spark Funding, perché spesso si è abituati a gestire progetti Horizon Europe da qualche milione di euro, qua i progetti sono più piccoli, ma è estremamente importante far capire perché una cifra di 75-150 mila euro è strumentale a far raggiungere al progetto lo status in cui altri investono, tipicamente l'imprenditore eventualmente aiutato da soggetti terzi. Quindi è estremamente importante giustificare perché. E l'altra cosa, diciamo, molto pratica, è un fondo che è diciamo, gestito da ESA, ma diciamo, le risorse vengono dall'Agenzia Spaziale Italiana, quando le aziende devono essere che applicano italiane. Non è impossibile collaborare anche con aziende che vengono fuori dall'Italia, purché questo non superi il 50%, si possono coinvolgere anche università e centri di ricerca che anche in quel caso, diciamo, a seconda che si pongano come fornitore di competenze o magari attraverso una spin-off anche come un soggetto, possono avere un ruolo diverso nel progetto. Tutto questo è abbastanza ben spiegato nel sito e nel materiale a disposizione. Lì trovate i miei contatti, comunque durante il Prosecco mi sembra che parleremo tutti tantissimo, quindi sono pieno di biglietti da visita nella tasca e disponibile a parlare con tutti voi. Grazie mille per l'attenzione, questi sono i contatti. Grazie Stefano, grazie, sei stato velocissimo, rapidissimo. Mancava la parola magica e un finanziamento a fondo perduto. Quindi questa è la cosa. Allora, chiudiamo. Direttore Mosullo, ti ho citato prima, però almeno un saluto per chiudere. Faccelo, dai, grazie. E soprattutto ricordo che anche la consulenza è gratuita, oltre che i fondi. Certo. L'altra parola magica, gratis. Sì. Allora, io ringrazio veramente infinitamente tutti, quindi ringrazio sia chi ha aiutato Regione a realizzare questo evento, quindi tutto il sistema Confindustria Veneto, quindi tutte le Confindustrie sono a bordo, in particolare Confindustria Veneto Est, perché siamo nella patria trevigiana e quindi non potevano che essere con noi. Tutto il sistema camerale, quindi Union Camere, ma sono contento perché vedo che nella RIR entra anche Confartigianato, quindi devo dire che questa famiglia sta crescendo. Ecco, quindi io ringrazio veramente tutti, ringrazio soprattutto ESA e quindi Odé de Klerk che è qui con noi, ringrazio Stam e mi raccomando, la volta scorsa ho lanciato un guanto di sfida. Voglio che questa terra fertile di imprenditoria trevigiana, veneta, colga questa opportunità e quindi una parte di tutti quei grandi numeri, e ringrazio anche Alessandro Costa, adesso non lo vedo, ma comunque i numeri che ci ha fatto vedere anche lui sono interessantissimi, come quota di PIL anche Veneto, oltre che Italia, mondo, e quindi veramente questa chance che vogliamo dare a voi è quella di contagiarvi positivamente, fertilizzarvi trasversalmente, verticalmente, ma cercando di sviluppare nuove idee, nuovi prodotti,
nuovo business che faccia bene al tessuto veneto, al tessuto, diciamo, di questo Veneto che il Presidente Zaia vuole sempre, l'avete detto in apertura dei lavori, Anil, essere primo. E infatti siamo i primi ad ospitare in Italia questo evento di ESA, e quindi il broker STAM che avete visto è presente in tutto il territorio nazionale, ma visto che erano a Padova non volevamo perdere questa occasione e avere noi a battesimo questa iniziativa, che quindi vi auguro di replicare anche negli altri territori. Quindi ringrazio veramente infinitamente tutti e per quanto riguarda l'ultimo evento, il 10 di aprile, vi aspetto ancora più numerosi, si parlerà di sensoristica, quindi di device dello sport, saranno qui con noi l'assessore Francesco Calzavara, il mio assessore, il nostro assessore, vero ragazzi, e sarà con noi anche Federico Zoppas, quindi il presidente anche della RIR, dell'Aerospazio Veneto. Non vedo Manuela Viel di Assosport, ma contiamo di avere anche il presidente di Assosport. Avremo il dottor Luca Del Monte con noi di ESA, quindi vi voglio veramente numerosissimi, anche sopra la carlinga dell'aereo. Ecco, riempiamo pure l'aereo, Patrizio, e chiudo, oltre che con questo grande amico a cui voglio tanto bene, anche con l'amico Patrizio Boff che con Infinite Aria ci ospita stasera, ci ospiterà anche il 10 di aprile e lo ringrazio doppiamente perché poi è lui che produce il Prosecco che adesso berremo. Buonasera a tutti. Grazie. Ce lo siamo meritato. Prego. Sì, si può andare a bere adesso. Adesso si può. Ok. Out that door, bye bye bye. Don't wanna be a fool for you, just another player in a game for two. You may hate me, but it ain't no lie. Bye bye bye. Don't really wanna make it tough. I just wanna tell you that I had enough. It's so crazy.